Amici bellini, arrivo. Ci siamo. Pubblicità, momenti e cose varie, un attimo, ma come si fa così? Share, copy link, dai, andiamo. Dobbiamo cominciare così, con gli occhiali dei tamarri, dei thug, perché li abbiamo maltrattati, bisogna dire la verità. È stato un maltrattamento continuo, quindi questo Mammaro Carmen, perché Mammaro Carmen veramente. E ragazzi, vi saluto tutti, vi devo fare tutte le cose belle. Ma prima, per quelli che sono uniti, iscritti al canale Telegram, devo lanciare la notifichetta che sto andando live un pochino prima, perché magari avevano il promemoria per quello di dopo. E allora io devo dire assolutamente, anticipiamo la live per godere insieme. Perché si gode, si può dire che si gode, ma faremo anche degli approfondimenti perché non tutto mi è piaciuto. Pensate un po', 6-0 e ho delle cose da dire e secondo me le direte anche voi. Quindi partiamo con un pochino di saluti. Francesco Langella, Ottima Falco, Matteo, Showtime, Emanuel, Giancarlo, Carlo, Giuseppe, Lorenzo, Mario, Kevin, Marco, TrueXM, Angelo Nozzolino, Marco Libonati, Antonio Miorin, Pino Stracandido. Ragazzi, buonasera a tutti, lasciate i like, voglio 600 like stasera, 6-0, 600 like, non lo so se è possibile, se la matematica ci viene in aiuto, ma vorrei 600 like, si può fare? Si può fare? Ciao Mariano, ciao Marble, ciao Roberto, ciao Bruno, ciao Giovanni, ciao Giuseppe, buongiorno, buon martedì ragazzi. Buon martedì, è sempre martedì. Francesco Esposito, Giancarlo, Domingo, Andy, Luca, un pochino di saluti volanti perché ragazzi io sono mortificato quando non riesco a leggervi tutti, voi lo sapete, alcuni nomi a un certo punto insistono di più e mi rispuntano perché sono problemi anche tecnici, però ho intenzione di dare spazio a più gente possibile, quindi andiamo belli serrati. Come al solito, ciao Andrea, ciao Gianni, ciao Lioner, ciao Lil Paolo, ciao Antonio, Francesco Raia, Pablox. Allora, alla faccia dei criticatori di Insigne partitone, partitone. Faccio un po' di... La sentite la musichetta? Dovrebbe stare bassa in sottofondo. Fatemi sapere. Salvatore, i limoni, la differenza l'ha fatta il cinismo. Siamo fragili senza demme, sei un grande Francesco, sei un grande. Un pochino di bollicine per fare i ruttini della felicità. Ok. Ciuchi è un chio de buchi. Sì, amore mio, assolutamente. Voglio sentire Gattuso auto e Petagna auto, mo. Ok, ci arriveremo. Buongiorno Ray. Cosa ne pensi di questi primi 10 minuti di show? Ha avuto un buon impatto. Ha avuto un buonissimo impatto, mi è piaciuto, non ha sofferto l'esordio bello, semplice perché sul 5-0, però signore 6 limoni, a parte gli ovvi, grande Demme, grande Petagnone e Bakayoko, basta Kayoko, può essere pure questo, quello che dice Lioner, bastava un pranzo per farli stare meglio mentalmente, può essere che non mangiavano. Allora ragazzi, io voglio fare un attimo di un mini editoriale prima di cominciare a prendere le vostre domande, ma devo ringraziare Misa, eccolo qua,
Eccolo qua. Mertens anche il ritorno, quindi Mertens ci fa vedere la maglia perché è solo la maglia, e ringrazio Manuel N, passo per un saluto, godo come un porco, che bella domenica immagino sia domenica. Mertens, ho letto, ti ringrazio, ok, grazie, e grazie Manuel per il tuo supporto. Bicarbonapoli un pochino, sceso bene in campo, poteva arrivare anche al tiro, esattamente. Se non avete visto ancora la reaction, dovrebbe essere lì, on top of the chat, in alto nella chat bloccata, mentre l'ottima Falco ci dice che l'obiettivo primo 100 like raggiunto, ma voi siete unici, amici bellini, rilanciamo a 200, forza ragazzi, si può arrivare a 200 ma subito, si può arrivare a 200 subito, e si può arrivare a 300 ovviamente. Ringrazio e saluto Luca Delise, la differenza è 6 tiri 6 gol e non 30 tiri 1 gol, esattamente amico mio, una roba che veramente alle volte il calcio è una cosa strana, perché l'ho detto anche nella reaction, qua le abbiamo messe tutte mentre con lo Spezia non voleva entrare. E attenzione Alessandro Forte, ciao Vale, sempre Forza Napoli. Grazie amico mio, sempre, lo sai, al di là del risultato, al di là di tutto, Mertens, devi essere un pochino più svelto a spostare, perché ho letto, il messaggio era Mertens, Driss, go, lavora, Manolas vuol dire che Kiru si è abbonato, benvenuto tra noi amico mio, nuovo amico bellino, benvenuto amore mio. Manolas sostituito, entra Rachmani, forza, sposto. Ho capito, l'ho detto. Grazie a tutti, assolutamente, e il ringraziamento di Falco non manca mai. Salutata ovviamente anche dall'ottimo Luigi. Allora ragazzi, faccio un attimo, mentre voi lasciate like, faccio un attimo questo mini editoriale, nel senso che la Fiorentina mica ha giocato male, cioè io vogliamo taccuini, i taccuini, signora, i taccuini, no, perché capito, io mi sono scritto la parata di Ospina su Ribéry, mi sono scritto il tiro di Biraghi che è andato di poco sul palo, la traversa presa sulla svirgolata di Demme con aiuto di Koulibaly, e non posso finire l'editoriale perché Alessandro Forte, questa è la squadra che vogliamo vedere, grandissimi, e questa è la squadra che vogliamo vedere sempre, però sempre anche considerando che la Fiorentina non è assolutamente venuta a scansarsi come magari qualcuno che praticamente non se l'è vista dirà la Fiorentina si è scansata. Io dopo manderò anche il link, l'invito al buon Gabe, ieri abbiamo fatto il video di pre-partita e se lui vuole entrare lo facciamo entrare, perché Gabe, lo sapete, è un amico. Tore Falanga tocca subito piano, perché è un tema, è purtroppo un tema, non vorrei dire, ma senza Ruiz siamo meglio mentalmente. Comunque alla faccia di Gattuso out, Insigne non serve, Insigne recupera più palloni of all, assolutamente Tore, anche questo è un tema, io fammi sta zitti, io avevo detto agli amici bellini nel gruppo Telegram che praticamente se giocavamo bene senza Fabian io dovevo fare un video di 10 minuti zitto dove sorridevo così, e a questo proposito io devo assolutamente cambiare lo sfondo, perché ragazzi non è un caso. Eccolo là. E salutiamo e diamo il benvenuto ad Emanuel Bello Buono, che fa parte di noi, amico bellino, benvenutissimo. Manolas esulta e ti dà il benvenuto tra noi. Ma oltre Manolas dobbiamo assolutamente... Dove sta? Sta qua. Allora, cioè, Wagyu, si fa vedere, viene a prendersi il pallone in difesa, si propone, dopo essersi venuto a prendere il pallone in difesa e impostato bene dall'inizio, no? Col passaggio facile, si propone da un altro linea di passaggio, dopodiché non molla, si riprende il pallone, arriva anche a concludere, chiude l'area,
chiude l'azione nell'area avversaria, riempie l'area di rigore, perché sappiamo che con Petagna non la riempi sempre, vai a chiudere, se sta segnando pure. Aiutatemi, Diego Demme, aiutatemi. Quando io dico che con Demme io arrizzo, non è un caso. E Alessandro Cassaniti ci dice: Demme doveva stare in panchina. Per me anche, nel senso che se uno vuole pensare alla Supercoppa magari te lo trattieni pure, ma anche Lozano, quando l'ho visto titolare ho detto ma questa poteva essere più una partita per Politano, così Lozano ce l'avevi fresco per la Juventus. Sì, però con Demme non è sostituibile. Demme non è sostituibile, mi dispiace, finché ce la fa deve stare sempre in campo, finché non si infortuna. È proprio da 9, ma quasi da 90. Filtro Bacademme, verticalizzazione, ripartenza, concretezza, profondità, non ho altro da aggiungere, Vale si gode. Signora! Si gode veramente, assolutamente. Parliamo pure di Petagna, sempre criticato, forza Petagnone. Allora ragazzi, Petagna fa 2 assist, giusto? Sul primo, su cross di Lozano, straordinario anche oggi Lozano, Petagna la stoppa praticamente quasi in caduta. Il primo stop non è perfetto, ma il secondo, l'appoggio per Insigne a corrente, è di una velocità incredibile, ha fatto una reazione muscolare incredibile, velocissimo nel ridare il pallone indietro e Insigne la mette dentro. Dopodiché il secondo assist per la corrente Demme. Ha fatto un lavoro straordinario. Petagna ancora una volta. Quindi anche lui merita le scuse di qualcuno. Me dell'anno scorso, prima che lo vedessi giocare, da quando l'ho visto giocare devo dire che non l'ho criticato, anzi mi sono reso conto del lavoro straordinario che fa. Qualche gol se lo mangerà, ma se fa segnare gli altri, ma a noi che ce ne fotte? Noi tifiamo per Petagna o tifiamo per il Napoli? Tifiamo per il Napoli. Antonio Trotta, ma pure alle 7 di mattina segui il Napoli, Marone, quanto caffè, ma grandissimo Napoli. Insigne oggi un deo sul Monte Olimpo, mi sento una merda del Petagna, scusami Petagnone. Vedi, questa è la cosa più bella, Antonio, è importante, i giocatori lo capiscono quando poi uno è tifoso e si fa prendere. Le scuse sono bellissime, va benissimo, e comunque erano le 6:30 del mattino, Magistrata e 5. Anche Koulibaly mi ha emozionato, The Sweeper assolutamente sì. Faccio una riflessione, l'ho fatta anche nella reaction, non solo ha giocato benissimo, ha fatto degli interventi alla Koulibaly soliti, ogni tanto Vlahovic lo ha anche anticipato, però quello che mi è piaciuto di più è stato il richiamare Manolas e farlo star zitto su un calcio d'angolo che Manolas era ancora mezzo distratto, no, ma non l'ho toccato, no? Koulibaly l'ha preso a brutto muso, a muso duro, no, a brutto ruro, a suro muro, a duro musso, a muschio. Insomma, l'ha shotata e praticamente ha detto dai in campo, perché poi noi dobbiamo vedere sempre le cose anche difficili e sbagliate che fa la squadra, perché le fa sempre. Non è un caso che Gattuso deve continuare a gridare, ma il gridare di Gattuso mi sta cominciando a rompere i coglioni. Quindi mentre Gattuso out no, però possiamo dire a Gattuso: Gattu, sul 4-0 magari lasciali un attimo un grido di meno. Non dico che ti devi stare zitto, perché non saresti tu, e forse questi giocatori si sarebbero rilassati. Sì, perché non si dice si sarebbero. Rita, gli oici congiuntivi. No, però sul 4-0 calma, perché sennò poi si girano e dicono oh, è cerutto cazzo, e questo non deve avvenire, perché ricordatevi che sono fragili mentalmente. Il gol di Politano, Lash Federer, la sposta, arriva un altro, la tiene bassa, incrocia sull'altro palo, imprendibile, a fil di palo. E che gli vuoi dire? E che cosa gli vuoi dire? Ma quanta paura avevamo di intossicarci il ragù domenicale? Meno male. Fabrizio, sì, un po' di paura c'è sempre, perché il gol di Callecon, Ribéry che comunque mi sembrava in forma, la loro partita l'hanno fatta, e non dobbiamo dire
che questa era una partita facile perché è la Fiorentina. No, lo sappiamo che con le partite facili era lo Spezia, si può perdere, lo sappiamo che con le partite facili è l'Udinese, abbiamo vinto ma non meritavamo. Bene. Raffaele Di Florio: Gattuso deve trasmettere sicurezza, non ansia, su questo il mister deve lavorare su se stesso. Esattamente il mio punto di vista, amico mio, assolutamente il mio punto di vista. Anna Maria: Valerio di prima mattina bello, molto british. Ti ringrazio, amica mia. Alfredo D'Angelo: buonasera a tutti, forza Napoli. Ragazzi, siamo in 200, bravissimi, è il momento di raggiungere i 200 like. È il momento di raggiungere i 200 like immediatamente, ragazzi, perché io lo so che voi state belli rilassati adesso, 6-0, cose, vi siete dimenticati il like, lo capisco. Lasciate un like perché questa squadra oggi ci ha fatto veramente divertire, però anche riflettere. Attenzione, Falco Buenavista ha donato via YouTube. Salutiamo il nostro amico bellino Mario. Mi metto sopra di Mertens perché Dris lo sai come è fatto, e ti mando un saluto straordinario a te e a tutti quelli vicino a te, e grazie sempre. E io ho un pensiero particolare per te, perché senza di te non avrei conosciuto altre persone, e quindi veramente ti ringrazio, veramente ti ringrazio. Porkmund: sono tifoso del Napoli ma non ho capito sto fatto dell'ASL. Ancora sto fatto dell'ASL, se hanno bloccato quei 5 dell'Empoli che hanno avuto contatti con un positivo, a loro modo dovevano bloccare tutta la squadra del Napoli. No, Porkmund, non è così che funziona, ci sono dei protocolli che il Napoli segue attentamente, perché quando si sono fatte le indagini il caso è stato archiviato perché non sussiste. Qualcun altro invece non li ha proprio seguiti e hanno ricevuto una multa. Quindi il protocollo non funziona bene, lo sappiamo, però evidentemente il Napoli lo sta seguendo. Andy 1981: per me oggi Gattuso ha lasciato stare i passaggi all'indietro per forza e comunque ha fatto giocare di prima e verticali, questo è il risultato. Forse i giocatori gli avranno detto qualcosa. Andy, ma è mai possibile? Camò che il Napoli gioca verticale, sono i giocatori che gli hanno detto a Gattuso di giocare verticali. E Giam, però non mi fa essere tranciante con te, per favore Gattuso. E questa è la cosa di Gattuso. Allora, ok, fermiamoci un attimo, perché qua devo fare l'anticipo di quello che sarà la cosa di domani. Voi guardate la partita, no? Tatticamente, tecnicamente avete visto come stava difendendo il Napoli? Stava difendendo con il 4-4-2, 4-2-3-1 che ha usato con la partita con l'Empoli? No, stava difendendo 4-3-3. Secondo voi sono i giocatori che a pranzo a tavola gli hanno detto vogliamo giocare 4-3-3? È Gattuso che ha capito che la Fiorentina con il centrocampo folto doveva essere affrontata così. Gli abbiamo anche lasciato un pochino il pallino del gioco, fateci caso. Andavano Elmas e Zielinski. Demme andava nel primo pressing e si alternava con Zielinski a seconda di dove stava il pallone, con Petagna da solo, non con Zielinski e Petagna davanti, non il 4-4-2, 4-1-4-1, con Bakayoko a schermare e le due mezze ali, Zielinski e Demme, a fare il primo pressing, che poi si dovevano alternare con Lozano e Insigne quando la palla si muoveva da una parte e dall'altra. Il Napoli era 4-3-3 in fase di non possesso, ma in fase di possesso Demme si abbassava con Bakayoko, le avete visto il numero di volte in cui hanno toccato entrambi il pallone su passaggio di Ospina o dei difensori, e si sviluppava con il 4-2-3-1 con Zielinski tra le linee, che è stato devastante specialmente nel primo tempo. Non l'avete capito che Gattuso non è solo grinta, è tanto studio della tattica, è tanto studio, e io devo ringraziare Gattuso perché se capisco di più è grazie alle partite che mi vedo di lui, le partite del Napoli. Se Gattuso non avesse una tattica e un'idea, io non imparerei niente. Capiamoci. Dopodiché dobbiamo sempre dire che le caratteristiche dei giocatori ti fanno la differenza quando hai un'idea di gioco, perché Demme lo sa fare, il primo pressing da 4-3-3 da mezzala fino in fondo, e poi può tornare. Qualcun altro, Spagnuolo, no. E con tutto il bene che gli voglio, qualcun altro Spagnuolo, se fa questo pressing, poi o tempo che ha tornato, Ribéry già stava in porto. L'ho detto.
l'ho detto. Roberto Palomba, l'ho vista l'ammonizione di Insigne, l'ho vista, uno scandalo senza precedenti. Ora, mi pare che lui abbia chiamato il fuorigioco sul rigore, quindi il rigore non ci sarebbe stato, ok? Mi pare, chiedo conferma a voi se c'era effettivamente il fuorigioco, ma tu hai ammonito Insigne per una simulazione che lui non fa, perché prende il colpo sul ginocchio, era rigore nettissimo, quindi ancora una volta ci prendono per il culo e noi dobbiamo starci zitti perché abbiamo vinto 6-0. No, c'era anche una spintarella su Lozano nel primo tempo, ma quella poca roba, non voglio nemmeno insistere su quello, ma quando ti dà un calcio sul ginocchio e cadi è rigore. Se non è rigore perché fuori gioco, non puoi permetterti di ammonire. Aspetta, tu arbitro, aspetta un attimo, fatelo dire se era simulazione, se proprio lo vuoi punire, vabbè, ma altrimenti no, altrimenti non ci siamo proprio. Angioletta, un bacio a te. Pure Bakayoko sembrava veloce, è perché fa girare veloce la palla, lui veloce non è, ma è stato bravo anche lui, ha verticalizzato di più oggi. Quello non è fuorigioco, quello è fallo da rigore. Domenico, non lo so, io ho visto con la mano così, quando fanno con la mano così di solito chiama il fuorigioco, però non l'ho capito. Infortunato Petagna, Maronami, Francesco, veramente io pensavo fosse solo un'uscita per far scaldare Mertens un pochino. È una brutta botta se si è infortunato Petagna, perché poi ritorniamo di nuovo che abbiamo solo Mertens. Ci informeremo, sapremo di più, ne sapremo di più. Io non mi entusiasmo, voglio più continuità. È ovvio, Pietro, che ci serve la continuità, perché poi già lo so, poi ci sarà la Supercoppa e se non si fa il risultato con la Supercoppa, tutti quanti avete visto, sono sempre disconti. È vero, purtroppo è vero. Valerio, quanti anni di vita abbiamo perso quando Lozano si è accasciato con ginocchio? Ma hai visto, infatti nella reazione io sto esultando, poi belle buono mi blocco così perché ha preso un brutto calcio da Dragoschi sul ginocchio, brutto intervento. Quello era un altro che se la palla andava fuori doveva essere rigore, quello era un altro che era il rigore netto se la palla fosse uscita. Mamma mia. Lud Barton, buonasera a te amica. Quanto c'era mancato Koulibaly? Tanto, anche lui tanto. Testa al Verona, non ce ne fotte niente della Supercoppa. God, un attimo, se tu parli così vuol dire che tu stai pensando allo scudetto. Noi non dobbiamo pensare allo scudetto, noi siamo lì per lottarcela per la Champions. Abbiamo recuperato 3 punti alla Roma e non è poco, e noi quello dobbiamo guardare, Roma e Atalanta. Sinceramente io una Supercoppetta a casa me la porterei. Ci abbiamo vinto la Coppa Italia con la Juve, possiamo anche fare la doppietta e vincere una Coppa in faccia a dei nostri rivali storici di questi ultimi 10 anni. Non mi dispiacerebbe sinceramente, però non ci strappiamo nemmeno i capelli. Allora recuperiamo. Cerco di prendere pure qualche nome nuovo sulla base di questa prestazione. Che formazione credi schiererà Gattuso? Mertens titolare? E a questo punto i dubbi non ci sono. Io volevo aspettare di capire che tipo di stato fisico ha Mertens, non l'ho visto proprio in maniera perfettissimo recuperato, però se Petagna è infortunato, attenzione, è arrivato il capitano e vuol dire che Mario mi ringrazia con il supporto diretto e io ti rimando il ringraziamento, amico mio. Che ti devo fare? Che ti devo fare? E rimani qui, vedi, rimani qui come ultimo. Grazie veramente. Un giorno, quando si potrà viaggiare, che me ne torno in Italia, ci amiamo a Gianaviz, perché vengo io. Che ne pensi della coppia KK Manolas? Penso da Shane Hill che qualcuno li ha bollati come incompatibili un po' troppo presto e non so quando sta zitto. Scusatemi, la bandiera se n'è scesa e non mi trovo senza la bandiera, un'unica fede. Allora mi hanno risposto nessuno scudetto, ci servono i punti per il punti per il quarto posto, certo. Sotto questo punto di vista sono d'accordo con te, assolutamente. Buongiorno Jenny Lopez.
c'è l'ottimo Marat che saluta l'ottimo Showtime, ciao amico come stai? Ninco Nanco, anche sul fallo di simulazione l'arbitro deve alzare la mano. Ah ok, quindi anche lì si fa così il gesto. Ok Ninco, grazie per il dettaglio che è importante, però è inventata proprio così. Effettivamente grazie Lazio che grazie alla Lazio che ha fatto un partito. Mamma mia, noi abbiamo fatto la telecronaca in diretta, è stato emozionantissimo. Povero Gabe si aiuta a cuccare da Gabe mi ha mandato in realtà un messaggio prima e stavamo penso sul 3-0 e mi ha scritto mamma mia che sveglia che ci state dando, e purtroppo Gabe non ha avuto un ottimo risveglio. L'amico Gabe, buonasera Francesco Angelino. Ernesto Massa, Paratono Ospina, salvataggio K2, insomma si soffre. Esatto, io nel taccuino io mi sono scritto tutto, grande Ospina. Il calcio è fatto anche però di parate. Poi non è che uno deve dire che praticamente il Napoli ha sofferto. Attenzione, SS Ciubecca 1926, benvenuto amico mio e grazie per il supporto con uno sticker. O semplicemente sì, penso questo sia uno comunque un abbraccio anche a te amico mio. Sofferto no, ma non abbiamo concesso qualcosina, quindi la fase difensiva comunque va registrata e non dobbiamo dire tutto bene, tutto a posto. Nell'approfondimento che faccio domani mattina, che voi lo trovate presto al mattino, io lo faccio di notte, sapete che farò un'analisi approfondita e sarà molto tattica, ci sarà molta lavagnetta perché sono interessanti i movimenti di oggi della squadra, interessanti. Non è vero che Gattuso li sgrida solamente al 10° del secondo tempo, possesso Fiorentina, a centrocampo Zelu cerca di pressare, ma Gattuso dice non ti stancare. Vedi? Questa non l'avevo notata, ma lui li dice anche i bravo, io li sento i bravo, però è un martello e alcuni secondo me possono soffrirla la cosa. Speriamo di no, speriamo che lui gliel'abbia detto proprio in privato ai ragazzi, dice ragazzi io sono fatto così, in panchina griderò per 95 minuti, voi però non pigliatevi collera perché lo faccio solamente per il vostro bene, per la squadra eccetera eccetera. A fine partita sono abbracci, si vede, non è che lui ce l'ha con i giocatori eccetera eccetera, e non credo che i giocatori ce l'abbiano con lui, però qualche reazione si può avere. E sarebbe un peccato perché lo sapete che questi sono fragili mentalmente. Dopo il 4-0 Gattuso doveva fare subito le sostituzioni. Maurizio, sono d'accordo, però hai visto come era impegnato Gattuso a gestire la squadra? Secondo me lui sta ancora lavorando su certi fatti di fase difensiva, ecco perché non voleva cambiarli subito, tant'è vero che ha continuato a gridare e tant'è vero che la Fiorentina comunque ha tenuto il pallino del gioco, quindi credo che questo sia stato anche un allenamento per quando nelle prossime partite, prima di tutti con la Juventus, che comunque imposta a 3 come la Fiorentina, poteva essere un allenamento anche in vista di quello. Poi dopo sono arrivate le sostituzioni. Io però, se devo fare una critica a Gattuso, avrei sostituito Demme e Bakayoko, uno dei due almeno, perché altrimenti si stancano e poi dopo possono soffrire. Noah R. Manolas mi fa sapere che anche tu fai parte dei nostri, quindi siamo tutti dei nostri. Manolas, Costas, tutto a posto, l'ho visto, l'ho letto, amico mio. Manolas, yo, ok. Ti ringrazio Noah e benvenuto tra noi, grazie mille per il supporto, benvenutissimo. Asap Cash, mercoledì c'è Magnam, ragazzi, calma, non vorrei che poi scivoliamo sulle bucce di banana, ci vuole un po' di calma, però ci arriviamo bene. Poi adesso dobbiamo vedere stasera la Juventus che fa con l'Inter, speriamo si stanchino da morire, speriamo in un pareggio, sai, fino alla fine, capito? Hashtag fino alla fine, un bel pareggio che li fa stancare. TTNP vale, ma quanta sicurezza Ospina? L'ultimo gol è partito dal passaggio al volo per Baca, è vero, chi era che gli ha fatto quel passaggio? Penso proprio Demme, un passaggio alto, attenzione al Viola,
Attenzione al viola, Gabe, ma tu non devi. Complimenti a voi, noi indegni dal 15° in poi. Gabe, se tu vuoi, come vuoi, se te la senti, se ti vuoi riposare, se vuoi intervenire, io ti mando subito il link, amico mio, se vuoi, me lo fai sapere tu in privato. Comunque grazie di essere passato, come vedi la chat ti saluta e ti vuole bene. C'è grande stima per Gabe, ragazzi, perché Gabe ne capisce di calcio, è simpatico, dice quello che pensa, è uno di quei personaggi positivi del tubo e sono molto contento di averlo conosciuto, a prescindere da tutto. Quindi vedete come l'ottimo Marat, ho intravisto anche l'ottimo Fabio. Fammi sapere tu, amico mio, però con calma, non c'è problema. Un po' di ruttino e Subecca, lo chiamerei Subecca, mi lancia un altro caffè e io lo prendo volentieri, perché svegliandosi presto al mattino con il fatto del caffè, ho preso la cioccolata calda come fa Fabio. A tal proposito direi che è il momento di uno spot. No, non è questo lo spot, mannaggia la miseria, non funziona, non sono brave, no, non è questo lo spot, vabbè, me la sono giocata, non lo posso fare più. Sull'1-0 entravano facile, se pareggiano ci troviamo di fronte alla solita partita, perché il Napoli nelle ultime partite è sempre andato in vantaggio, ci siamo fatti raggiungere subito e poi abbiamo avuto la reazione di nuovo. Abbiamo fatto anche col Cagliari, con la Fiorentina, con l'Udinese, con la cosa, però Maria, è il calcio, arrivano sempre le occasioni. Pensare di non concedere niente a una Fiorentina con Vlahovic, Ribéry, Callecon, Amrabat, Castrovilli, possono avere un punto debole sulla destra col terzino destro, però comunque Milenkovic, Igor comunque gioca bene, è una squadra che le sue individualità ce le ha, quindi qualcosa dovevano creare, però bene così. Cadia, quanto è importante Demme? Su 100 è importante 100 per capirci. E chi lo sente a chiacchierare? No vabbè, ora dirà di nuovo devo chiedere scusa a Gattuso, oppure per insistere dirà però c'è stata la traversa su quel, e allora non ce ne usciamo più. Bisogna essere onesti e dire che l'idea di gioco di Gattuso esiste, e se i giocatori la mettono in pratica e si vede la verticalità, il gioco c'è. Al massimo Chiarello oggi se la può prendere con Fabian e può dire vedi, perché Fabian non può giocare là dietro nei due. Secondo me Fabian non può giocare, punto e basta, in questa squadra che con la verticalità deve essere più veloce. Mannaggia. Speriamo che Inter vinca, così la Rube sta sotto, sempre forza Napoli. Io non lo sto guardando la classifica, lo sapete? Non la guardo, Kiru, non la guardo, quindi non mi interessa. Non mi interessa la classifica, non voglio assolutamente saperne niente. Allora, Lino Bailo, amore, ti avevo visto in anteprima e aspettavo che Mertens me lo dicesse. Ragazzi, è il momento, devo lanciarla perché devo dire una cosa in privato. Vai. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Grande Fabio. Allora, per un bel caffè, grande lavoro che fai, Mick, questo è più di un caffè, questo è uno di quei caffè di Starbucks, cappuccino pieno di cose dentro alla grande, comunque non è male, che l'espresso me lo faccio a casa, ma il caffè da Starbucks ci può stare. Quando si ritornerà, l'ho letto, Mertens, Ciro? Ok, si ritornerà, sarà dedicato a te. Dirò, quando sai a Starbucks ti chiedono com'è il tuo nome, che poi ti chiamano, invece di dire Valerio dirò Mick, proprio alla grande, alla grandissima.
Stasera no, non fare così Andrea, no, questo non è il nostro stile, assolutamente non è il nostro stile. Mi dissocio completamente. Ottavio Larini, non avrei mai pensato di dirlo nella mia vita, ma senza Petagna è amara mercoledì. Ma lo sai Ottavio che l'ho pensato anche io, quasi, che con un Petagna così in forma per fare questo tipo di gioco che abbiamo fatto oggi, che alla fine è stato di ripartenza, ragazzi, noi abbiamo lasciato il pallino alla Fiorentina per molto tempo, Petagna poteva essere tanta roba, e avrei pensato di alternarlo con Mertens, magari Mertens nel secondo tempo, lo avevo pensato. Trauma contusivo al polpaccio. Sai, il trauma contusivo al polpaccio è un colpo al polpaccio, potrebbe non essere così grave, adesso aspettiamo nuovi aggiornamenti. È un Napoli che non conosce mezze misure, credo che diamo il meglio di noi contro le squadre offensive e soffriamo contro quelle più chiuse. Massima stima per Insigne che ce la mette sempre tutta, assolutamente. Insigne oggi non solo ce l'ha messa tutta, ma era fresco anche nel dribbling, quello che fa per il gol di Lozano, se ne è scartati 5, si è preso la palla dietro al centrocampo, è arrivato fino al limite dell'area, il solito taglio per Callecon che oramai è Lozano, ed è stata una cosa straordinaria. Poi mette il rigore, stavolta non tirato benissimo, se me lo concedete, perché fa il saltino, ma mi pare che fosse con la testa bassa, aveva deciso di metterlo sull'angolino, però ha cambiato angolo, quindi questo è buono. Terzo gol, 3 gol, obiettivo 300 like. Forza ragazzi, ce la possiamo fare. Lo so che qualcuno si è dimenticato, però Insigne ha fatto un partitone, 2 assist se non mi sbaglio, no, 2 gol e un assist, mentre Demme il gol su assist di Petagna. Io sta qui, non mi sbaglio niente. Su Zielinski c'è il colpo di tacco di questo signore qua per Mario Rui che si accentra, gliela lascia Zielinski fa un gioco di gambe che non te lo posso dire proprio. Dopodiché il gol di Lozano, l'assist di Rui, il salvataggio di K2 su Vlahovic. Ci siamo divertiti. Secondo me senza Fabian è meglio per me. Tony, che ti devo dire? Sì, ti dico sì, io non voglio prendermela con Fabian, però purtroppo se facciamo 2 partite consecutive bene sarà la fine di Fabian, perché lo attaccheranno sui social, gli diranno che senza te siamo meglio, a te miette da Yuka cane e tutte queste cose qua. Petagna subito una bobotta a polpaccio, una bella bobotta. Ernesto Massa, testa al campionato, la finale è partita a sé, certo. Forza azzurri, battito azzurro. Allora, speriamo che torni Victor, ma fanculo Covid, questo lo accetto. Valeria e Victor, sì, si deve subito negativizzare, così possiamo testare il suo recupero fisico. Dice che corre, però corre sul tapirulano, dobbiamo vederlo contro gli avversari. Petagna tra assist e gol decisivi ha fatto più di Milik, anche infortunio a parte. Robè, purtroppo se ci pensi a livello di numeri, Milik quando ha giocato comunque aveva una buona media gol, però Petagna fa un lavoro su tutti i palloni non indifferente, che Milik non faceva. Milik veniva a giocare dietro e dialogare con i compagni, ma la lotta spalla a spalla con i difensori, Petagna è la roba sua, è la roba sua. Insigne oggi sontuoso, Demme importantissimo, Lozano tolto per riposare, grande Petagna ed è entrato Cioffi. Questo è un grande riassunto delle cose belle. Demme in un anno a Napoli ha fatto più gol che in tutta la carriera, grande Diego, e tu hai anche l'avatar di Diego, ma è un altro Diego, lui ha il 10, lui ha il 4, ma questo 4 qua io arrizzo come una roba. E Fabio ci dice poca roba ragazzi, Petagna è una botta, niente di più, quindi potrebbe anche recuperare. Grazie Fabio, perché questa è una buona notizia. Demme è quel classico giocatore che gioca, lavora e sta zitto, pure a ruoli diversi, ricorda Carnevale del Napoli, chiuso da Careca, ogni volta che entrava in campo dava il massimo. Domenico, Demme sì, Demme, mamma mia come mi diverto con Demme, come arrizzo.
Achille, come non si può dare quel rigore a Insigne per di più ammonito? Achille, non me lo spiego. Questa è una di quelle cose che dovrebbero poi portare alla punizione dell'arbitro, perché non si può accettare un errore del genere, è molto grave. È molto grave. Mercoledì inizieremo sicuramente con Petagna, poiché Mertens è rimasto fuori più di un mese, sarebbe da pazzi iniziare senza Petagnone. Sono d'accordo, Luca, vediamo se Mertens sta benissimo, magari sì, e se Petagna sta cioè se le due condizioni fisiche sono al contrario capirei, altrimenti anche io partirei con Petagna sinceramente. Lobotka 0 minuti anche sul 5-0. Vedi, però se la vedi così può essere che è un non giocare preventivo perché la trattativa è avviata. Il gruzzoletto non lo so, perché 15 milioni, il Torino a gennaio 15 milioni, io non credo che per meno di 15 milioni il Napoli, che ne ha spesi 25, se lo può permettere di fare una minusvalenza così. Però magari un prestito con diritto di riscatto, ecco, probabilmente questa può essere la formula. E poi si vede. Il Sassuolo sta perdendo, attenzione, fatemi vedere questa cosa perché voglio capire, visto che sta giocando contro cioè Sassuolo-Parma, quindi il Parma è in vantaggio, Kuzka, e il Crotone in vantaggio sul Benevento per 2-0. Attenzione, autogol di Glick e Simi. Spiace per il Benevento, spiace per l'Alto Inzaghi, spiace veramente, ma il Crotone, che è mai domo, è veramente importante. Gigi. Gattuso ha detto che Petagna ha preso la stessa botta anche settimana scorsa e ha recuperato in 3 giorni. Ok, ottimo così. Esprimete la vostra contentezza con un like, supportiamo il lavoro del nostro Valerio Bellino, che si è svegliato alle 6 di mattina al freddo. Faceva un freddo di pazzi, però avevo la mia cosa, la felpetta del Napoli, il cappellino amore, e me la sono cavata. Giorgio Reale, godo come un riccio. Se si gioca così anche in Supercoppa si porta a casa il trofeo. Sempre Forza Napoli. PS, la cena ha funzionato. Guarda che la cena, al di là della cena in se stessa, ma può essere che ha disteso gli animi, che senza la pressione dell'allenamento, della cosa, si sono potuti parlare a quattro occhi con calma. Io ho visto un bel gruppo, Mertens, Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, che esultavano al gol di Zielinski come i pazzi. Bella roba. Cioffi con un ciuffo mondiale, è vero. Io come fan a tenere i capelli fino a caia giocare a pallone, io che mi devo fare il codino, perché già con i capelli così mi sento male, ma anche quando erano più corti, che mi volevo fare un taglio un po' più così alla Demme magari, ma non ce la faccio, non capisco come fanno a giocare fino a là, è una roba proprio complicata. Mario Caudiello, ribadisco un tuo concetto: quando va tutto bene vinciamo 6-0, ma dobbiamo migliorare quando siamo in difficoltà, siamo fragili mentalmente, e bravo Mario, perché sembra assurdo, ma dopo un 6-0 bisogna ribadire che siamo fragili mentalmente, perché il 6-0 che cosa ti dice? Il 6-0 ti dice che questa squadra tecnicamente e anche tatticamente è in grado di prendersi il pallone, di arrivare in porta e di segnare, e di essere anche cinica. Se non lo fai con la continuità, sei fragile mentalmente, ma senza dubbio. E se la canzone non diventa virale, a prescindere da tutto, che non diventa virale, io me la prendo coi tifosi del Napoli, non me la prendo coi giocatori. Così vuol dire che i tifosi del Napoli non vogliono fare gli approfondimenti reali e specifici, e vogliono dire solamente cose che non ci azzeccano, perché qualche giornalista gli mette in testa queste cose così. Riproponiamo. Anche siamo fragili senza Demme, ragazzi, questo è molto importante. È la fragilità che magari la canzone già l'ho finita, ma non lo so se lo posso aggiungere, ma magari ci penso. Quante certezze da Zielu, soprattutto in attacco? Tantissime, Daniele, tantissime. Zielinski danza sul pallone, si sta convincendo che è più forte di tutti gli avversari che incontra, sa che li può superare, e lo fa bene, lo fa molto molto bene. Cambiamo. Cerco di leggervi tutti, se salto qualche domanda riscrivetela dopo qualche minuto senza fare spam eccessivo, ma voglio leggervi il più possibile.
Oggi Gattuso ha azzeccato tutti i cambi, ma i cambi erano necessari anche per non stancarci troppo, assolutamente, Pasquale. E la canzone quando esce, stiamo aspettando la tripletta di Petagna, siamo fragili mentalmente. Luca, è questione di giorni, veramente. Io pensavo di farla uscire per la Supercoppa, però ci sono dei tempi tecnici. Quando posti una canzone su Spotify c'è dell'attesa con il publisher, con il copyright e tutte le cose. Stavolta voglio fare bene, non posso fare solo un video su YouTube così a cazzo. Cioè, la canzone deve essere fatta bene, deve essere poi, se voi la vedrete su YouTube perché ci sarà il video, ma voglio che sia poi disponibile su Spotify, su Apple Music, su tutte le cose belline che sapete voi, su Amazon, su tutte le piattaforme. Tutte le piattaforme deve essere, perché deve diventare virale su TikTok, su Instagram, deve diventare viralissimo. Non mi interessa. Meno 60 a 300 like spiace, ma dobbiamo arrivare a 300 e noi amici bellini raggiungiamo sempre gli obiettivi, lo raggiungiamo sempre senza dubbio. Buon pomeriggio Giuseppe Argento, chissà cosa starà pensando Fabian Ruiz. Secondo me secondo me sta pensando alla Spagna, sta pensando già alla prossima squadra. L'ho detta piano. Anche questo fatto che Fabio non può giocare a due, così giocava nell'Under 21 ed era il migliore, forse non è fatto per il campionato italiano come Eriksen. Francesco, non so se non è fatto per il campionato italiano, non so se tiene la testa altrove. Io Fabian, quando è in palla, io lo vedo anche sveltire la manovra, quando è un po' più avanti mi sembra più veloce anche, però per me a due può giocare. Magari gli limiti il fatto che non va al tiro, però può tranquillamente giocare con quella qualità. E vedo il capitano che mi vuole dire una cosa: Anonymous ha supportato diretto, eppure oggi mostriamo il capitano quando recupera palla nella nostra tre quarti, salta i 3 giocatori della Fiorentina, va avanti, si ferma, cerca un appoggio, non lo trova, ne salta altri 2 e poi fa il lancio di Lozano. Ma non solo, applauso per averlo fatto, che sapevi che facendolo in questo modo qua facevi uscire pure il capitano. Quindi questo è un editoriale che hai fatto, cioè sei entrato in uno studio televisivo e hai fatto un editoriale solo tu. Applausi ad Anonymous, applausi assolutamente. Giuntoli va via, è una notizia che hai letto stamattina. Non l'ho letta perché stamattina io non esistevo, era notte, ma mi chiedo il perché, non lo so, veramente non me lo spiegherei. Abbiamo avuto un altro rigore, signora, i rigori, signora! Però altri 2 non ce li hanno dati, quindi non mi basta. Sì, Alessio. Per una risposta a questo, quando abbiamo vinto 6-0 col Genoa ha giocato Fabian? Sì, Alessio, esatto. Giocavano Fabian e Zielinski, quindi senza schermo, perché Fabian e Zielinski possono anche giocare insieme. Vi do una notizia: possono anche giocare insieme e possiamo anche vincere se facciamo i gol delle occasioni che create. Se non lo facciamo non può giocare nessuno. Fabrizio Zamprotta, che io adoro, se Giuntoli va via sparo i botti, perché evidentemente lui ritiene che un altro DS, direttore sportivo, possa far meglio di Giuntoli. Io ho dei dubbi su Giuntoli, ma ho anche apprezzo delle operazioni che ha fatto, altre non mi convincono, quindi così. Lorenzo Napoletano: vale oggi più verticalizzazione e meno fazzoletto di Sfaggi. Oltretutto un po' di fazzoletto c'è stato, perché Ospina se li è presi dei rischi. Quel passaggio a Bakayoko è solo perché Bakayoko si mette davanti enorme e si tiene, però è molto rischioso molto spesso. Però quella verticalizzazione è quello che ti serve, è quello che ti serve per essere più decisivo in avanti, senza che te la passi indietro, eccetera eccetera. Il passare indietro può anche andare bene quando non si aprono gli spazi, quando hai bisogno così, ma quando c'hai un Demme e un Bakayoko là davanti che si prendono il pallone e loro ti devono rincorrere perché lo fanno girare bene. È il giro palla che è stato più veloce, è stato anche il giro palla più veloce. 3 rigori, 4 partite, first reaction shock. Noi ridiamo e scherziamo, ma Giuntoli ci ha portato Victor, Petagna, Ciuchi e Demme. Anche questo è vero.
Comunque ci danno i rigori quando non ci servono, e questi erano gli occhiali dei rigori inutili, se non mi sbaglio. Ci hanno dato un rigore quando non ci serve, perché fanno sempre così. Ragazzi, arriviamo un attimo a 300 like, dai. Arriviamo un attimo, perché lo so che ci siete, che vi siete dimenticati. Però è anche vero che la Fiorentina, pressando alto, ci ha dato la possibilità a verticalizzare. Anche questo è vero. Hanno provato a prenderci in difesa, ma non ci sono riusciti. Ma perché hai lo scarico su Dem? Hai lo scarico su Dem? È bella, questa domani verrà un bel video di approfondimento tattico con Lavagnetta e tutto, perché... ottimo game. Ok, ragazzi, vi do la notizia che tra un po' ci raggiungerà anche Gabe, quindi fatemi prendere un attimo l'invito, così glielo lancio. Nel frattempo che faccio questo, uno spot. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Arrivo ragazzi, ho visto il video, ma devo mettere il linketto all'ottimo Gabe che ci mette la faccia, e dopo voglio 500 like solo per Gabe. E il video con Di Lorenzo e un Gulam al 50% reale avremmo potuto oltrepassare il muro del suono. È probabile il video che veramente, perché poi a me Yusai non mi ha entusiasmato oggi, e però bene, diciamo un bravo a Gattuso che gli ha fatto riposare una partita. Bene, benissimo, quindi va bene. È ovvio che un Gulam al 50% è meglio di un Mario Rui al 100%, non c'è niente da dire. Attenzione, ma non devi donare, maledettissima, me lo dici a prescindere, lo leggo, maledetta che non sei altro. 4.900 iscritti, signora, i bellini, signora, ragazzi, allora io vi chiedo i like, ma siete iscritti al canale? No, ve lo chiedo perché qua sotto Gustavo Velázquez Gutiérrez, che sono gli amici messicani Blindignos, gli amigos, gli ultimi iscritti. Se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi. Dovrebbe uscirmi un'animazione qua che non mi esce più. Iscrivetevi al canale che l'ultimo esce scritto qua. Se non vi iscrivete, secondo me siete completamente pazzi, perché lo sapete che vi porto dei contenuti, che la comunità bellina c'ha dei commenti che vanno oltre, mica sì, siamo forti e viva il Napoli. Qua si fa approfondimento tattico, la community che c'ha più competenza calcistica, ma non scherziamo proprio, fate parte di noi, vedi? Si ringraziano tra di loro, sono belli. Assolutamente sì, Marcello, gli ho lanciato il link, appena sta più comodo mi ha detto che tra qualche minuto si viene a fare un giro e vediamo anche come l'ha vista. Un Dem tutti insieme, Francesco, mi sa che è il momento, quindi ragazzi al mio 3, anzi quando vedete quando faccio partire il mio meme, tutti quanti preparatevelo sulla chat come l'ha scritto Francesco, tutto attaccato, punto esclamativo Dem, al mio 3, siete pronti? 1, 2, 3, via. Quando vengo a sapere che il Napoli gioca senza Dem, questa è la mia reazione. No. No! Luca, fatemi ringraziare. Zitto qua, che ancora. Dai, vai, Dem, fate arrezzare il bot e fatemi ringraziare, l'ho ripreso, l'ottimo Luca. Luchetto, però tu, se lo fai con il link che trovi in basso, perché lo so che tu lo fai a prescindere, che ti sei salvato
il link diretto con la mail info@fluido.net, ma se lo fai con il link in descrizione esce bello qua insigne e ti posso leggere anche un messaggio, amico mio. Grazie sempre per il tuo supporto, sei straordinario, grazie sempre. Se lo fai con il link in descrizione come l'ha fatto Anonymous, riesco anche a leggere il tuo nome e il tuo messaggio e mi fa ancora più piacere, perché te lo meriti, ragazzi. Sta impazzendo il bot. Ha fatto benissimo, non lo so, qualche cosuccia Fabio ancora non mi è piaciuta. Ha fatto il retropassaggio su Demme che a un certo punto ci incischia, quando poi arriva al tiro Ribéry. Mi pare che lì è anche il retropassaggio di Usai, ne parlavo con Fabio, non ottimale, però non ha giocato male, comunque va bene. Su quella fascia c'è l'inarrestabilità di Lozano, quindi è così. E anche l'ottimo Pepsi, che avevo intravisto, attenzione, e anche l'ottimo Giuseppe Argento. Signora, sta nascendo un caffè. Secondo me il caffè è pronto, sento il profumo. Ragazzi, che cosa c'è di meglio del profumo del caffè che sta uscendo? Cioè, cosa fa più napoletano dell'espresso che sta uscendo dalla macchinetta? Niente. Cioè, forse solo il profumo del ragù la domenica ti dà quella sensazione che sei a casa. Ma dato che io per fare il ragù ci mando poche tempo, alle volte mi scoccio con l'H finale, ecco che sapori di casa li sento quando faccio un buon caffè e mi sento più vicino a voi. Voglio sentire il fenomeno Chiarillo che dice: vedrai che si concentrerà su Fabian e non dirà niente di buono su Gattuso. Poi lo aspettiamo, perché lui cambia molto spesso bandiera e... Anche il profumo della fragranza fruttata è esatto, Emi, assolutamente. Mi fa piacere avere Emi Scouting tra noi, ragazzi. Procuratore sportivo, osservatore sportivo, match analyst, uno di quelli che con la tattica ci lavora, lo fa per vivere, e quindi io sono onoratissimo della sua presenza sempre. Emi, che partita hai visto? Il Napoli ha aspettato un pochino la Fiorentina con il 4-3-3, che loro erano belli folti a centrocampo, ma siamo stati devastanti poi nelle ripartenze. I miss living in Naples. Forza Napoli. Han Solo. I miss living in Naples too, my friend. There's nothing I can do. My future is here, but you never know. I'm like, I'm there, waiting for the universe to tell me what to do. I'm not taking decisions. I'm just waiting for the universe. Arriva Insigne, ragazzi. Sentiamo il capitano cosa ci deve dire. È Anonymous. Da quando Baca ha offerto il pranzo lo chiamano Pagaio. Pagaioko, basta Caioko. Quindi l'ha offerto Baca, è vero sto fatto, è vero, e pare che il più contento fosse Bobotta, che stava tutto felice. Infatti si è visto anche in tribuna, nella panchina, che esultava l'ottimo Bobotta, e Bakayoko ha offerto il pranzo, è vero, ottimo dettaglio non trascurabile, perché forse ha fatto lui il gol di testa, forse per quello, You tell the universe what you want, don't wait for it, my friend. I tell yes, but I'm telling something very specific to the universe. Because with the universe, that's what I learned, that you have to be specific. C'è stato un momento in cui io ho chiesto all'universo, voglio suonare, e l'universo mi ha mandato un sacco di serate, però non mi pagavano abbastanza. Questo quando sono venuto a New York, non erano serate ben pagate. A un certo punto io ho detto voglio i soldi, e l'universo mi ha fatto trovare un lavoretto che era diverso dalla musica, che mi pagava un sacco di soldi. Dopodiché mi sono fermato e ho detto: scusami universo, è colpa mia, devo essere più specifico, voglio fare i soldi con la musica, si può fare? Si può fare. E mi sono arrivate le serate pagate meglio. Bisogna essere specifici con l'universo quando si chiedono cose, perché l'universo te lo dà.
te lo dà. Linda, una domenica straordinaria. Sei linda come gli amici lindi, lindissimi, gli amigos bellinissimi. Benvenuta amica mia. Nomi nuovi, ragazzi, sono contentissimo. I nuovi che stanno guardando, perché ci sono anche quelli che lurcano senza iscriversi. Iscrivetevi al canale, non si paga niente, non succede niente, YouTube resta tutto in piedi, poi facciamo le altre cose, dai. Tatticamente bel Napoli, 4-3-3 intelligente, compatto e pronto per la transizione positiva. Bravo, dimmi se è credibile che non l'ho visto. Sei straordinario perché noi facciamo sempre questo scherzetto di quelli che sono in grado di dire cose calcisticamente plausibili anche senza vederla. Emilio, io ti voglio un bene dell'anima, ma è proprio quello che è successo, perché tu sei oltre, ma è proprio così, perché il 4-3-3 di attesa poi diventa 4-3-1 in transizione positiva. La transizione positiva fatta molto bene dall'asse Bakayoko Zielinski, che si sono mossi bene in verticale, e non è credibile, è esattamente così. Quindi un abbraccio, un bacio, si mostra, vieni a Rio a suonare. Benny, assolutamente sì, appena si può viaggiare. Io dovrò viaggiare per lavoro e per piacere, assolutamente, ho un bisogno di suonare dal vivo, ragazzi, che voi non avete idea, quindi parlerò con l'universo appena si può. L'universo poi è un attimo bloccato perché c'è molta gente che sta parlando con l'universo che hanno dei problemi seri anche di salute. Appena si può e si risolvono quei problemi, vedrete che si suonerà, e io vi porterò con me, cioè vi farò vedere backstage e cose varie che vanno al di là del Napoli, perché siete gli amici bellini, siete i miei amici bellini. Armando Ascione, carichi per mercoledì? Sì, ce la godiamo stasera, dopodiché subito testa a mercoledì. 3-0 del Crotone intanto, grazie Domenico per l'aggiornamento. Spettacolari davanti, cinici, super Baca, culi lì del vero perché con Manolas. Demme ha segnato con la cazzimma, è vero, si è buttato su quel pallone, troppo basso per riuscire a toccarla, ma ha fatto quella differenza. Lollino poteva lasciare il rigore a Petagnone. Mi piace questo spunto finale, che si poteva lasciare il rigore a Petagna comunque li tirava i rigori con la spalla, quindi ci può stare, bravo Francesco. Visto che Lorenzo aveva già segnato, però lo sapete, secondo me Lorenzo è più fragile mentalmente, quindi magari la doppietta gli può essere utile, gli può essere ancora più utile. -3, ragazzi, mancano 3 persone. Chi siete? Mettete il like e scrivetemi anche chi siete, così vi ringrazio personalmente. Posso chiedere all'universo una ragazza? Assolutamente sì, Gabriele, assolutamente sì. Tu devi semplicemente chiudere gli occhi. Se non ti è arrivata subito è perché stai pensando anche ad altre cose, perché la tua vita evidentemente è piena anche di altri interessi. Quando hai altri interessi, ovviamente l'universo ti vede e dice ok, stai pensando un'altra cosa, stai pensando un'altra, stai pensando e ci sta, gli amici, le passioni, eccetera eccetera. Se tu ti concentrassi al 100% per 23 ore al giorno sul fatto di volere una ragazza e di voler trovare una persona che ti voglia bene, a cui voler bene e cominciare un rapporto importante, se lo pensassi fisso, quello arriverebbe. Se poi pensi allo scudetto, dobbiamo pensarlo un pochino tutti, perché lì è il pensiero collettivo che va a cozzare con quelli dell'altro pensiero collettivo, perché mentre lo pensiamo noi, lo pensa anche l'Inter, lo pensa la Juventus, mo sta pensando pure il Milan, quindi diventa più complicato. Ma per le cose personali fidati di me. 305. Bravissimi ragazzi, bravissimi, siete forti. Allora, nel frattempo Gabe continua a farmi complimenti, dice che sono indegni, ma ragazzi, quali portoghesi? Allora sì, Emi, si parlava di Nuno Tavares, il sostituto di Grimaldo praticamente, e se ne dice un gran bene, si stavano tutti esaltando al riguardo, e volevamo chiedere a te. Esattamente, sono appena arrivato, forza Napoli nel cuore. Buonasera Silvio, buonasera Marco, ti avevo salutato prima. Stasera per noi è meglio la vittoria dell'Inter o un pareggio? Con una vittoria si motivano troppo. Con una vittoria dell'Inter l'Inter si motiva troppo. Guarda, secondo me è meglio il pareggio per 2 motivi.
Ma senza guardare l'Inter, perché io per lo scudetto vedo l'Inter via insieme alla Juve, non sto guardando lo scudetto, per la partita che dobbiamo fare con la Juve non voglio che la Juve vinca, perché sennò arrivano belli carichi mentalmente, abbiamo battuto l'Inter e battiamo anche il Napoli, siamo forti eccetera eccetera, e non voglio neanche che perdano, perché sennò dicono dobbiamo reagire, l'Inter ci ha fatto così, non esiste proprio nelle partite che contano, adesso noi prendiamoci la coppa eccetera eccetera. Quindi pareggio, voto pareggio fino alla fine stasera, assolutamente. Demme più cazzime fratemo Giginiello. Serena, sì, io poi non conosco di persona il tuo fratello, ma sicuramente cazzimma da vendere, complimenti ad Ospina, senza dubbio, ragazzi, il solito coraggio, ha fatto una parata che poi era anche infortunato perché aveva preso una brutta botta da Manolas, ha fatto una parata a terra, un miracolo, si può dire un miracolo. È rimasto in campo fino alla fine stringendo i denti e ti dà sicurezza, non c'è niente da fare, ti dà sicurezza. Benvenuti amici Bellini, esprimete la vostra contentezza con un like, supportiamo il lavoro che faceva freddo alle 6 del mattino, supportiamo Demme, quando ci sono problemi arriva vestito di tutto punto, elegantissimo con il suo smoking nero e occhiali da sole. Piacere, sono Mr. Wolf, risolvo problemi. Francesco, io come devo, quali occhiali devo prendere? Perché dovrei prendere gli occhiali delle Iene, no? Però perché il Harvey Keitel, con te non ne devo nemmeno parlare, perché sono citazioni talmente straordinarie. Io fermo la live quando succedono queste cose qua, e in pochi la possono capire, ma è talmente precisa come cosa che tu mi devi scrivere in privato e io ti devo parlare, perché sei straordinario, Mr. Wolf. I fix shit. Meno 100 ai 5.000 iscritti, speriamo di arrivarci prima della Supercoppa. Fabio, sarebbe un miracolo importante, e voi lo sapete, lo dico live a chi non lo sapesse, che magari non arrivano fino alla fine dei video normali, che io arrivato a 5.000 iscritti ho intenzione di fare un'estrazione a sorte, si chiama giveaway, e sono magliette, sono tazze e sono anche un trattamento VIP. Vi considero come un abbonato di secondo livello. Sapete che gli abbonati di secondo livello possono partecipare al gruppo Telegram segreto. Ecco che io vi considererò in quel momento, se uscirete a sorte, un abbonato di secondo livello e vi faccio entrare nel gruppo Telegram. Questa è la mia idea di giveaway, per ringraziarvi del supporto e del numero 5.000, che è un bel numero tondo, e faremo una bella live di estrazione a sorte di tutti quelli che avranno poi iscritto e commentato e partecipato nella giveaway. Grazie a tutti, e questa era una comunicazione di servizio. E adesso uno spot. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Manolas non deve fare smorfie quando viene sostituito, vero? Anche perché entra un tuo compagno che ha bisogno di minuti per vari motivi. Bravo Giorgio, le tue considerazioni non sono mai banali. L'ho notato che diceva, faceva così, diceva, ma perché mi fai a sci? Che c'è zecca? Però poi c'è stato il saluto con Gattuso, quindi la smorfia per le telecamere da evitare. Sono d'accordo. Ok, Tavares, osservato dal vivo più forte, fisicamente fortissimo, dinamico e buona tecnica, più offensivo che difensivo, forte ma difensivamente deve migliorare, bel colpo in prospettiva. Ragazzi, io non so se voi dovete essere iscritti anche al canale di Emi Scouting, però quando voi venite a sapere le cose che non ve le dicono, non ve le dice De Maggio, non ve le dice Silvermele, non ve le dice Paolo Del Genio, non ve le dice quell'altro Fedele, non ve le dice così, ve le dice Emilio qua dal vivo tra di noi, e sono cose che
è un osservatore. Vi rendete conto che è un osservatore per una squadra di Serie A che non può dire ovviamente, altrimenti lo licenzia? Vi rendete conto che un osservatore di Serie A che ha osservato dal vivo Tavares vi sta dicendo com'è questo giocatore? Che in televisione queste cose se le inventano. Dica, non lo so, però qua là credo che Grimaldo... non lo so se ancora non vi siete resi conto della qualità che ci sta qua sopra. Non lo so, veramente non lo so. Lozano migliore in campo, sei d'accordo con me? Angela, Lozano uno dei migliori sempre, anche oggi è stato devastante con i suoi tagli, non lo prendi, si fa fare fallo eccetera eccetera. Io devo votare Demme, però devo votare Demme, che ti cambia il volto della squadra. Insigne anche merita una menzione, ma devo votare Demme perché arriva pure al gol. Se arriva pure al gol diventa dura non metterlo come primo elemento. Una vittoria della Juventus sul rigore regalato sarebbe l'ideale per mettere sotto pressione gli arbitri con le conseguenze polemiche che ne derivano. Mamma mia. È interessante come punto di vista, molto elaborata come idea, però non devo credere che gli arbitri vanno sotto pressione così. Partita chiusa, si ricomincia, Napoli-Juventus, quindi è interessante il punto di vista, ma l'unica pressione la sentiremmo noi e i tifosi, non loro, non gli arbitri. Se non siete iscritti siete completamente pazzi. Sì. Vale, ma quelli che dicono che Insigne è il male del Napoli, Mario, o non si vedono le partite oppure hanno una concezione del calcio, perché basta non vedersi le partite e tu dici Insigne, si vedono gli highlights, magari si vedono solo gli highlights, vedono un gol sbagliato e dicono Insigne è il male del Napoli. Poi dopo fai il conto di quante goleate abbiamo fatto con Insigne, di quante partite abbiamo comunque giocato benissimo grazie a Insigne, e poi senti le parole di Mancini in nazionale che dice io tutti posso sostituire tranne che Insigne, e ti rendi conto che Cristiano Fans, statevi accorti mercoledì 20, stai sempre qua, è triste e stai sempre qua, il locale è triste e sta sempre qua. Citazione di Totò che immediatamente dovete scrivermi nei commenti, lo sapete qual è facile, è facilissima. Il locale è triste e stai sempre qua. Ci vediamo il 20, mi raccomando, fate i bravi, tu sei sicuro di averla già vinta, io aspetto e voglio vedere una bella prestazione. Il locale è triste e sta sempre qua. 4-0 del Crotone, attenzione, io ero rimasto al 3-0, attenzione al Crotone. Il locale è triste e stai sempre qua. Ti do una news, Ivan è esploso, in Messico stanno impazzendo, già sai. Sì, perché comunque un altro gol domani sarà di nuovo domani, ma anche stesso stasera probabilmente tutti i messicani sotto ai nostri video, perché lo sanno, io tutti i video li devo chiamare Lozano, per carità è dovere, non erano le Iene, lo so, però il Harvey Keitel è il giocatore, senta a me, Harvey Keitel è l'attore di Quentin Tarantino specifico, quindi volevo gli occhiali tipo Iene, ma lo so Francesco, lo so. Secondo rigore stagionale record, Gabe lo stiamo attendendo, ragazzi, gli ho lanciato la sfida, il link è appena può. Eccolo qua, vedi, quando uno è forte sotto tutti i punti di vista, Che come poteva mancare Mario Pirolo? Come poteva mancare l'ottimo Mario Pirolla? Noi questo facevamo, andavamo a suonare a un certo punto, ma quel pezzo come fa? Non ce ne fotteva proprio, perché dovevamo fare le cose di Totò fino alla fine durante il soundcheck. New Bayern su Lozano, Serena, adesso ne usciranno una dietro all'altra. Lozano ha cominciato a giocare con continuità, il Barcellona su Lozano continua a segnare tutta forte, il Bayern su Lozano. Ragazzi, questo sarà il leitmotiv da qui fino alla fine del mercato e per tutto il tempo fino al mercato prossimo, perché Lozano si sta presentando come un crack. Il Napoli l'ha pagato 40 milioni e in questo momento ne vale 80, ma come minimo
come minimo ne vale 80 ad oggi, e quindi ci sarà uno sciame di notizie, di api fastidiose intorno Lozano, e speriamo che Guaglione non si fa distrarre, perché sarà la fine, Carichi, certo che carichi, certamente. Peppino. Una grande differenza che oggi Insigne ha segnato la sua prima occasione, se contro lo Spezia anche quello ha fatto la differenza, sì, esattamente, la banda degli onesti. Siete forti, siete forti, non scherziamo, non scherziamo proprio. Carissimi, il secondo ci porta fortuna, crediamoci, forza Napoli Guagliù, quadrifoglio, piccolo quadrifoglio, Bepi, che l'ottimo Bepi Fox che voi tutti conoscete e ammirate e apprezzate. Cosa ne pensi dell'assenza di Mister Tre Cose? Aspetta. Questo ne penso. Penso che Mister Tre Cose potrà anche entrare a un certo punto nelle turnazioni, lo possiamo mettere un po' trequartista, lo proviamo. A lui, non a me, a lui. E Totò faceva così a lui pure in altri film. Il 20, no, il secondo portava fortuna, il 20. Dato che ci manca un centrocampista veloce di pensiero, è meglio fare la parte dei deboli mentalmente e giocare di ripartenza. Forza Napoli sempre, ovunque e comunque. Luca, bello spunto anche questo. Dem è veloce, e anche Zielinski lo è col controllo orientato, però ovviamente un po' di attesa senza avere quella frenesia che poi ti porta a forzare la giocata e ti trovi poi a subire una ripartenza in faccia non è una cattiva cosa. Così abbiamo vinto la Coppa Italia l'anno scorso, scusate il bicarbonato, il bicarbonapoli, ma ci sta avere un ibrido tra quella squadra che era molto chiusa in difesa, tutta compatta e ripartenze, e un Napoli di oggi che tutto bene, nel senso che tu puoi anche subire qualcosa, ma sei bravo a soffrire quelle 2 o 3 occasioni, dopodiché nella ripartenza sei cinico. Così mi piace. Buonasera, più che altro mercoledì spero di vincere perché lo meritiamo. In questi anni meritavamo almeno lo scudetto con Maurizio Sarri. Coppa Italia più Supercoppa compenserebbe un pochetto, giusto un pochetto, Vincenzo, perché lo sai che lo scudetto resta negli annali, mentre le altre coppe le chiamano coppette quando in realtà sono trofei, e il Napoli non è che c'ha questo palmarès incredibile. Un pochino compensa, non abbastanza, ma un pochino sì. Sì, purtroppo sì. Non so se Gattuso ha capito il fatto che per velocizzare l'uscita da basso ci vuole Dem. Non esultiamo prima del tempo. Fabio, nel frattempo esultiamo per la partita. Se Gattuso riproporrà Fabian al centrocampo a 2, spero che ci sia Dem a fianco di lui e non Bakayoko, che ti permette comunque di sviluppare meglio. Poi con le partite, perché comunque puoi avere un Dem Fabian, Dem non può uscire da questa squadra, lo capite? Penso che lo capite. Ciao a tutti, appena arrivato, ne avrete già parlato, ma l'assist di Lorenzigno, una roba straordinaria, assist che arriva dopo aversi fatto tutto metà campo, gente addosso, lui si è girato, ha guardato intorno, nessuno che l'aveva seguito, dice vabbè, ha già fatto tutto così, benissimo, senza puntare la porta, ha visto il taglio di Lozano, così è troppo bello. Baca calma Olimpica, attenzione, c'è Manolas nelle palle velenose, miglior mai avuto dal Napoli, Luca Elka. Applausi a Luca Elka, benvenuto tra noi amico mio, grazie mille per il supporto, divertiti con le emoticon, buttale lì, ce ne sono tantissime, fai le cose belline. Meglio Lavezzi o Lozano? Serena, non mi far dire cose che sai,
Io poi ne parlo con Fabio, ma non lo so. Allora, Lavezzi era esplosivo, era imprendibile, un dribbling ubriacante. Lozano però ha più gol nelle gambe, c'ha più istinto del gol. Lavezzi si è mangiato tantissimi gol, però Lavezzi mi ha cambiato la vita, perché non vedevamo dribbling da parte di un argentino da un po' troppo tempo, e quindi Lavezzi resta sempre nel mio cuore, per sempre. Scugnizzo Lavezzi. Lozano ci sta dando tanta velocità, qualche dribbling, tanta profondità e anche più gol, quindi adesso noi guardiamo sempre avanti, ci teniamo l'ottimo Lozano e speriamo di tenercelo per tanto tempo, ma tantissimo tempo, assolutamente. Vediamo un po', il merch no, avevo cliccato un'altra cosa, ecco qua. Le eventuali squalifiche si scontano in Supercoppa, la Ruben ha ben 4 diffidati, quindi non aspettatevi cartellini gialli stasera. Ci vediamo a New York, amico mio, assolutamente. Luca, assolutamente. Filippo De Paulis, Junior Firpo del Barcellona come terzino, si insiste su questa notizia, pare che il Barcellona abbia aperto al prestito. Quindi ancora una volta il Napoli che prova a prendersi il prestito di Junior Firpo, non è male come idea, anche perché non rischi niente. Potrebbe essere un'operazione tipo Teo Hernandez al Milan, ti prendi il prestito magari con un diritto di riscatto eccetera eccetera anche alto, la recompra, non so con quale formula, però te lo vedi e vedi come può fare, e se decidi di puntarci, tanta roba, vediamo. Con l'asse di Insigne io rullo proprio, rullo, quasi rullo, ma no, il rullo, qua quella specie di Mattarelli, il rullo, Don Antonio, il rullo, dai. Anche se sono un po' negativo per mercoledì, perché la Juve difficilmente perde 2 Supercoppe di fila e sarebbe la terza finale persa consecutiva, abbastanza assurdo, speriamo, ma sono poco fiducioso. Vincenzo, ti capisco, e questa è un'altra ottima cosa. Mertens, il secondo allenatore aggiunto, motiva la squadra, lo sta facendo da 3-4 partite, sta entrando prepotentemente nel ruolo anche di motivatore e di leader anche fuori dal campo. Tanta roba, tanta roba. Furto arriverebbe solo in caso di cessione di Gulam. Furto Firpo arriverebbe solo in caso di cessione di Gulam, cosa molto difficile a gennaio. Fossa Maron, ci può stare, però forse se esce Malqui, comunque ne siamo già 4, deve uscire Malqui. Se Malqui va al Parma, come si dice, abbiamo un pochino più di Firpo, sì, abbiamo un pochino più di possibilità, però effettivamente siamo in tanti. Se la giocata di Insigne la faceva CR7 ne parlavano tutti i giornali per 3 giorni, non c'è alcun dubbio, Francesco, non c'è alcun dubbio. Gabe, non lo so, Ayumo, gli mando un altro messaggio, perché ho visto qua è tutto a posto, cioè, no, perché ti aspettano se ci sei. Non lo so, può essere che c'ha da fare, perché comunque in Canada la neve, lo sapete. Marco Aveta, Mertens per me nel Napoli a vita, per me anche fino a fine carriera, e poi dirigente nel Napoli, gli troviamo un ruolo tipo come ce l'hanno Nedved, come ce l'hanno Zanetti eccetera eccetera. Mertens potrebbe essere quello che ci rappresenta, recordman assoluto, giocatore che ha sposato la napoletanità. Io penso che sia lui assolutamente la figura che ci serve. Games of Life, posso dire una cosa? Yucam meglio senza Fabian che quiz Games, posso essere d'accordo con te? Sì. Sì. Ho pensato che era meglio andare a mangiare un piatto di pasta, un bicchiere di vino e dirci 2 stronzate. Cheat Gattuso. Perché gli hanno fatto praticamente la domanda eventualmente sul pranzo, e quindi lui ha risposto così: e andare a mangiare un piatto di pasta, un bicchiere di vino e dirci 2 stronzate, per stemperare un po' la tensione, perché ragazzi, nel momento in cui voi lo sapete, e io mi lamento per primo, nella reaction mi sono lamentato per primo, che il martello pneumatico in campo rompe i coglioni, questo è il momento di distensione che serviva anche per dimostrare alla squadra: io non sono un orco, non sono un pazzo, l'orco, e quindi è stato ottimo. Magari una cena prima delle partite ti possa far fare sempre 6-0, purtroppo non è così, però può servire.
Andrea Mazzeo, buona prestazione di Petagna, ha giocato in maniera intelligente, assolutamente sì. Lozano è un giocatorone, occhio all'Oliver stasera, difficilmente perde 2 gare di fila. 6-0, ottimo biglietto da visita per la Supercoppa, ma infatti per me o deve pareggiare o deve vincere. Immagina Cop Miners, Dem e Baga. Tanta roba. Per me Mertens, Insigne, Lozano e Dem a vita, assolutamente. In questo momento a vita sono dei titolari indiscutibili. Forse Mertens, quando torna Osimhen, si può alternare con Zielinski, però comunque tanta roba. Ci dicono di scrivere in minuscolo. Fammi vedere, comunque l'avevo letto. Che partita ha fatto? Ha fatto una partita straordinaria. Mertens che partita ha fatto? Pensavo ti riferisci ancora a Lozano. No, Mertens è entrato per fare un po' di scambatura, ma non è che voglio dire ha fatto tutte queste grandi cose. Stava lì, ha fatto la partita più dalla panchina, probabilmente dalla panchina. Il movimento ha fatto una cosa straordinaria che ho sottolineato, esatto Giuseppe, nella reaction, che permette poi a Politano di accentrarsi, fa una finta, ne fa 2, però uno dei difensori l'ha sbilanciato col movimento a uscire. Assolutamente. Riscattare Bakayoko now? Assolutamente. Cop Miner sarebbe uno spettacolo, a me piace tanto, scambiamolo con Fabian Ruiz. Dove si deve firmare? Sono qua la penna. Vado, firmo col sinistro, con la mancina. Non sono mancino. E faccio ricorso, e se è il caso, che film è? Non vi dico nemmeno niente, può firmare con l'altra mano. Non sono mancino, ho il braccio spezzato. Che film è? Avanti, questo è più difficile. Però se siete preparati, vabbè, Marittiello magari se è ancora in chat lo sa, però se gli altri sono preparati, sentiamo. Rossano, un grande Napoli però un po' impaurito, ci sono state delle sbavature dopo l'1-0. Impaurito non lo so, ma le sbavature sì, Rosanna, e le abbiamo notate, le abbiamo viste, si dice, no? Si dicono saper soffrire quando la squadra, comunque in Serie A non è che una squadra come la Fiorentina non ti può fare 0 occasioni, le occasioni le fa, devi essere tu bravo a stopparle e poi quando invece hai le tue a concretizzarle. Crotone 4-0, sì, ce l'avevano detto. Nel frattempo mi dice Gabe che è in arrivo, quindi ragazzi abbiamo anche la prospettiva da parte della tifoseria della Fiorentina e vediamo un pochino come ha visto lì la partita. COD Warfare. Cosa ne pensi della crescita dell'Insigne in questi anni dove era molto discontinuo e poco maturo, credo, e chi dice che Gattuso deve andare via capisce poco di calcio. L'hai detto tu. Insigne è chiaro che è maturato tanto in questi ultimi anni e da quando è arrivato Gattuso sta garantendo continuità. Forse con Ancelotti così e così, però con Sarri benissimo, era continuo. Con Ancelotti perché si alternava un po', doveva fare il tutta fascia, un po' veniva messo punta, insomma con Ancelotti alcune cose sono state un po' strane, però sì, da quando è arrivato Gattuso tanta continuità, e chi dice che Gattuso deve andare via, sono d'accordo con te, non ha alcun senso. Questi sono i diffidati dei non colorati. Betancourt, Danilo, Kulusevski, Rabiot, una bella selezione. Vediamo un pochino. Comunque Gattuso ha detto che ha pagato lui, allora Bakayoko non si può prendere nessun merito al riguardo. L'anno scorso Lozano non fu accolto bene dai compagni, quest'anno sente tutta la fiducia dell'ambiente? Assolutamente sì, ragazzi, e saluto e introduco tra un secondo perché Luca Sarno entra prepotentemente con una donation gialla. A proposito di Cop Miners, hai visto il secondo gol che ha fatto mercoledì contro il PSV? Mamma mia, me lo sogno di notte con la maglia azzurra addosso, Foss Amaron. Luca, io spero che il Napoli ci abbia pensato in tempo, perché dopo che lo vediamo, che lo vede tutta Europa, ovviamente diventa difficile da prendere se si fa l'asta, ma faccio entrare immediatamente l'ottimo Gabe Viola canadese. Ciao, ecco, vedi, già problemi con
con la cam che la CPU mi rallenta perché c'ho lo sfondo, hai visto? Ah, ecco. Infatti l'audio si sente bene, anche se sono senza cuffie, ma è tutto a posto. Però vedo il ritardo della cosa. Vuoi uscire e rientrare? Io un attimo tolgo lo sfondo perché tanto non è purtroppo non so cosa devo migliorare del computer, credo sia la CPU. Poi, un attimo che esco e rientro. Va bene. A tra poco. Sì, lo so, ci sono passato, ragazzi, rimettiamo la musichetta in sottofondo. Ci sono passato anche io. La CPU è una brutta bestia e ovviamente bisogna purtroppo rinunciare a certe cose e io ho dovuto togliere tutta la musica. Ha già finito il calcio, leviamo tutta la musica, eccetera eccetera. È qui che si gode, sì, è qui che si gode, solo qui. Carlo, benvenuto, amico mio. Nel senso che dalle tribune facevo assolutamente, Salvatore, la partita di Demme di Mertens nella partita, nel senso che faceva anche un aiuto ai compagni e anche morale. Ritroviamo l'ottimo Gabe. Eccoci, via, perfetto. Ora almeno si vede. No, devo migliorare sta cosa degli sfondi, lo vedi, lo sai che a te ti chiedo consigli, però mi sa che ci vuole un po' di, come posso dire, ci vuole un po' di pazienza col computer quando lo si fa, Sì, vabbè, tanti tutorial, lo sai, però io quando posso... Lo so, più che altro è la CPU, credo sia troppo lento il mio computer, benché sia di nuova generazione e tutto, oppure ho troppo poco spazio nell'hard drive perché ho un hard drive ho una memoria solida piccolina, quella la devo cambiare. Intanto saluto tutti gli amici bellini, grazie a tutti per i saluti e chiedo scusa per la faccia ancora mezza, diciamo, mi sono alzato da pochissimo perché l'ho vista a letto la partita e ho anche provato a ridormire dopo, a riaddormentarmi dopo la partita perché, diciamo, gli animi erano molto a terra. E tanto voglio fare i complimenti al Napoli perché il Napoli ha giocato una grande partita, noi non abbiamo fatto niente. Infatti nel video di post partita ho detto ragazzi, io mi sono svegliato alle 6:30 per vedere giocare la Fiorentina, però la Fiorentina non l'ho vista, ho visto il Napoli che ha fatto dei bei palleggi, che ha fatto dei bei tiri a porta vuota e non per sminuire il lavoro del Napoli, assolutamente, era più assolutamente sarcastico verso la mia squadra. Assolutamente il Napoli ha fatto una grande partita e si è meritato totalmente la vittoria. Noi mi sembrava avessimo anche iniziato, diciamo, non bene ma decentemente, con una squadra che comunque attaccava, e poi è finita come è finita, diciamo. Mentre Tore Falanga ti dice forse è la RAM, la RAM. Parliamo sempre anche di CPU, ma la RAM è importante soprattutto per quanto riguarda accelerazioni grafiche, che penso sia in questo caso. Mi dicono è tempo dello spottino, lo metterò all'improvviso, Fabio, così sorprendiamo anche Gabe. Cos'è lo spottino? Cos'è lo spottino? Guarda. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. No, che spettacolo! Che spettacolo. È il grandissimo Fabio Cafab, che praticamente grande Fabio, troppo bello, troppo bello. Che dire, io ragazzi ho visto addirittura all'inizio, ho detto ho visto, si è preso gol subito, però almeno la Fiorentina prova a attaccare, si è preso un'autotraversa vostra appunto con Dem, un paio di tiri diciamo anche decenti, e poi vabbè, voi avete dilagato anche perché noi in difesa oggi totalmente inesistenti, non so cosa è successo, non me lo so nemmeno spiegare. Io aggiungo la parata di Ospina su Ribéry è un mezzo miracolo, perché la prima occasione insomma seria, Ospina va a terra così e lì poteva cambiare la partita. L'autotraversa che hai citato tu giustamente, il tiro di Biraghi che finisce a fil di palo, dopodiché nel secondo tempo ricordo l'occasione di Vlahovic che scavalca il portiere, che anticipa giù Koulibaly, e poi Koulibaly ci arriva a salvarla sulla linea. Dopodiché, per una volta, e mi dispiace che sia capitato proprio a te, il Napoli è stato molto cinico e quando abbiamo fatto le transizioni positive con le ripartenze abbiamo preso la porta sempre.
Cosa che invece tu che hai visto lo Spezia, la partita con lo Spezia, perché me ne parlavamo poi anche in privato, 25 tiri e non voleva entrare. Oggi sono entrati tutti. Ma infatti io ho fatto i complimenti al Napoli perché è stato cinico, cioè non è che, ripeto, non per sminuire assolutamente il Napoli, però non è che il Napoli oggi ha fatto 20.000 azioni, ha fatte tante, ma quelle 7-8 che ha fatto, 6 su 8 tiri sono andati in porta, cioè vuol dire che la cosa funziona, sinceramente, che il sistema, che il meccanismo funziona. Quindi complimenti al Napoli, complimenti a Gattuso che ha messo la squadra benissimo in campo. Prandelli oggi ha voluto fare il fenomeno, ha voluto mettere in campo un 3-4-3 scopertissimo pensando di poter fare l'impresa, ma secondo me oggi invece era meglio entrare in campo con un 5-3-2 come contro la Juve, un po' più chiusi difensivamente. Lui ha pensato che dopo buone prestazioni contro il Cagliari e contro l'Inter in Coppa Italia, benché abbiamo perso, siamo usciti, ha detto ma la vedo la squadra solita, giù tutte all'attacco. Invece contro il Napoli altre squadre hanno sofferto questa cosa del tutto all'attacco, perché l'Atalanta tutto all'attacco ha preso la tonfa, e la Roma tutto all'attacco ha preso la tonfa. Guarda, mentre tutti ti stanno ovviamente apprezzando per la sportività e per la presenza, mi fai riflettere, perché io mentre dicevo, pensavo comunque alla Fiorentina con il 3-5-2 ovviamente, poi mi rendo conto che Callecon era più, cioè mi potevo aspettare un Callecon un pochino più arretrato, quasi mezzala, per lasciare libertà a Ribéry dietro la punta, e lì avresti infoltito un pochino il centrocampo, perché lì potevi creare un pochino di superiorità. Invece effettivamente è stato un 3-4-2-1 all'Atalanta, diciamo. No, come si allargavano Ribéry e soprattutto Caglion, a me sembrava addirittura un 3-4-3 proprio. Esatto. Hanno dato 3-4-2-1 come lo vedi, oggi ragazzi la RAM non va, sono in ritardo anche senza usare OBS, figurate. No, ti vediamo bene. No, allora è dalla mia parte che rallenta un po'. Solo tu, io ti vedo bene in sincro, quindi cioè era un 3-4-2-1, dicevano che era un 3-4-2-1, però si allargavano parecchio sia Ribéry che Caglion, soprattutto Caglion. Ribéry cercava di entrare più nel mezzo, invece Caglion si allargava molto, e non lo so ragazzi, io ho paura per la Serie B, non ci voglio credere, però ho paura per la Serie B sinceramente. Fai bene, perché ricordo il Napoli l'anno scorso, e quando la Fiorentina sta un pochino peggio a livello di classifica, però il problema dell'abitudine, come ti dicevo tempo fa, abitudine a perdere, diventa che non ti brucia più. Sta funzionando. Tra l'altro ragazzi, il Crotone vince 4-1 sul Benevento, cosa pazzesca, ma il Parma vince 1-0 sul Sassuolo, cioè ragazzi questo campionato è fuori dal mondo sinceramente. Cioè in questo momento il Crotone andrebbe a 12 punti, il Parma 15 credo, il Crotone è già a 12. È già a 12, il Crotone io lo vedo a 9. Ah ok, allora sbaglio, andrebbe a 12, il Crotone a 12, il Parma va a 15 e poi c'è il Torino a 13 col Genoa e Cagliari che ovviamente devono ancora giocare, ma e la Fiorentina a 18. Noi siamo ancora abbastanza diciamo sopra, però mai dire mai. È vero che io credo che contro il Crotone la prossima settimana vinciamo, cioè ora mi tocco anche perché non vorrei appunto, però ragazzi il Crotone gioca bene, quindi occhio sinceramente. Sì, e comunque ho visto Fabio mi chiedeva se poteva fare una domanda, ragazzi, assolutamente tutti possono chiedere domande, assolutamente, aspettiamo la domanda di Fabio, recupero qualche altra domanda. Il Napoli è stato cinico per una solidità emotiva dovuta anche alla sfortuna della Fiorentina. Sono certo che il Napoli sia un bell'oggetto di cristallo che va in frantumi per una piccola botta. Questa è Carlo, sono fragili mentalmente, credetemi, sono fragili mentalmente. Ma anche i nostri, si è visto, sono molto fragili mentalmente. Subito un gol, subito 2 gol, ragazzi, subito giù. Si sono un po' disuniti. Il Napoli è forte quando gioca e può vincere chiunque lo sfida. D'accordo. Tanto ieri mi era anche sbarbato, ho detto facciamo un po', invece no. C'era un messaggio che diceva hai perso la barba, non l'ho perso. Sì. Vabbè, avevo un incontro interessante ieri sera, ecco, diciamo, poi. Ok, va bene. Ecco,
Perché Callecon è uscito dopo 20 minuti? In più, proprio per le caratteristiche dei calciatori, non sarebbe meglio giocare 4-3-3 con Ribéry, Callecon, Vlahovic in attacco, Amrabat, Bocca, Bona in mezzo? La nostra difesa non regge la difesa a 2 o comunque a 4 in questo momento. I nostri giocatori sono abituati alla difesa a 3 e hanno detto anche in intervista alcuni che non ci sono tempi in questo momento per imparare il modulo nuovo, per me anche in maniera sbagliata. A me piace la difesa a 3, lo dico subito, guarda la Roma o l'Atalanta quando sono in forma al Verona, però è anche vero, bisognerebbe saper usare più moduli, come fa il Napoli, come fanno diverse squadre. Le squadre vincenti sanno giocare su più moduli. Detto questo, su Callecon, ragazzi, in cosa intende dopo 20 minuti? Perché io ero mezzo... Forse che è uscito dalla partita, forse, altrimenti... Io ragazzi, lo so che voi lo amate tutti, Callecon, però ragazzi, secondo me c'è anche un motivo che... c'è anche proprio un motivo che il Napoli non l'ha rinnovato, perché forse è un giocatore quasi finito, intelligentissimo tatticamente, però si vede che non è più fisicamente non è più il Callecon di qualche anno fa, che sembra proprio, non nemmeno che non si impegni, ma che non ci sia proprio con la testa in campo, diciamo, nel senso che non lo so, lo vedo più forse interessato a fare, e questo non lo fa come polemica, visto fai TikTok con la moglie, è molto interessata alla famiglia, ma anche giustamente, sinceramente. Io credo su Callecon che Callecon non fa lui la giocata che ti trascina la squadra, lui deve essere servito. Il suo punto forte è stare tra le linee, fare il fuorigioco, cioè non stare mai in fuorigioco e scappare in profondità. Se non gli fai fare quello a Callecon è solo fase difensiva, non gli puoi dare il pallone, non esatto. Non è uno che salta l'uomo, no, in velocità, è vero. Vale, anche secondo te le assenze in questo periodo hanno pesato tanto? Enrico, ovviamente le assenze, noi abbiamo fatto di necessità virtù per quanto possibile, ma togli Mertens e Osimhen, togli Lukaku e Lautaro all'Inter, togli Ronaldo e Morata alla Juve insieme e diventa difficile. Tore ti dice alle ragazze piace l'uomo con la barba, devi fartela crescere. No, tranquillo, quella di ieri sera piaceva senza barba, se no non me la tagliavo sinceramente. Alessio Marigliano, svegliarsi alle 5:30 AM per questo Napoli fa bene, però svegliarsi alle 6:30 per questa Fiorentina no ragazzi, perché... ci sono fusi orari e fusi orari, giustamente. Calleti si deve andare a prendere i soldi in MLS e vivere la sua vita aurea, resta una leggenda. Sono d'accordo, anch'io, forse era meglio se non veniva a rovinare, perché io lo stimo come persona, come giocatore, però rischia veramente di rovinarsi anche un po' l'immagine agli occhi di tanti tifosi italiani, ma non perché, ripeto, non si impegni, ma perché lo vedo più interessato alla famiglia, ma anche giustamente dopo tanti anni di carriera è giusto anche che uno si interessi alla famiglia, alle figlie. Saturo. È saturo, esatto, quindi non lo so, non lo vedo per una squadra soprattutto che deve salvarsi assolutamente ora, capito? Elpidio ti dice: Gabe, benvenuto, è sempre un piacere seguirti. In ogni caso, non avercela con i tuoi, stasera ci è voluto il Napoli più cinico. Complimenti al Napoli che ha raccolto il massimo. Però io un po' ce l'ho con i miei, perché ragazzi non sono scesi in campo, signori. Non dico che avremmo vinto assolutamente perché il Napoli è più forte, però magari qualche cosina in più. E qualcuno mi ha detto, dice, ma se fosse se quel gol, la traversa fosse finita in gol, oppure quel salvataggio di Ospina fosse entrato, diciamo, fosse diventato gol, sarebbe andata diversamente. Non lo so, perché ho visto proprio la difesa ballare stasera, cioè Pezzella è inguardabile, mamma mia, Pezzella ormai sono partite che è inguardabile, non so perché lo mette ancora in campo. Poi uno che all'ultimo giorno di mercato, poco tempo fa, ti viene con un'offerta del Milan di prestito alla mano e dice vuole andare via, io non so perché sia ancora capitano sinceramente, però queste sono domande che andrebbero chieste ai vari Pradè, commisso e dirigenti, ecco. Giustamente la cosa è più profonda, giustamente, perché uno può essere anche distratto, ne sappiamo qualcosa da notizie di mercato. Sangue ma azzurro. Che giocatore è il Ciuchi, che giocatore, volevo dire, fare complimenti, ma che giocatore è il Ciuchi? Imprendibile, è l'imprendibile.
È così. Gattuso in molte partite, perché Gattuso in molte partite ha accantonato Demme? Guarda caso senza di lui in campo sono arrivate sconfitte con Sassuolo, Milan e Lazio, deve giocare sempre. Sangue Azzurro, sfondi una porta aperta con me, con Demme io a Rizzo, lo sapete. Alcune partite le ha dovute saltare perché non stava bene fisicamente, il colpo alla schiena, eccetera, eccetera. E all'inizio doveva recuperare fisicamente, si giocava anche con Fabian e Zielinski a 2 alle volte, però si è dimostrato assolutamente indispensabile per questa squadra. Vlahovic, Ciuchi, si grida Ciuchi, Daniele, Vlahovic per me è un talentissimo. Sì, Vlahovic non è sicuramente colpa sua oggi, è un ottimo giocatore, grandi potenzialità, però io all'inizio anno avevo detto io avrei preferito magari puntare su un attaccante d'esperienza e magari mandarlo in prestito a farsi le ossa, oppure l'avrei fatto veramente giocare con le 2 punte sin da inizio, con Cutrone. La partita migliore dell'anno scorso è stata i Fiorentina-Atalanta in Coppa Italia, dove abbiamo vinto 2-1 nonostante fossimo in 10 dall'inizio del secondo tempo, mi pare. Coppia d'attacco Cutrone Vlahovic, Cutrone che segna la sua prima da titolare con la Fiorentina, e nonostante non ci fosse Chiesa, mi pare fosse infortunato o comunque fosse squalificato, non ricordo ora. Tra l'altro anche grande partita di Lirola in quella partita, e per me bisogna giocare con le 2 punte. Io non capisco perché questo accanimento di farlo giocare da solo, quando si sa che uno come lui è un po' come Immobile, soffre da giocare come punta unica ma rende tantissimo come seconda punta o come comunque giocatore nel modulo a 2 punte. Io non lo capisco, eppure tutti gli allenatori a Firenze fanno così, nessuno che gioca con le 2 punte. Attenzione, Alessio Marigliano, Gabe, non scaricare la colpa solo a Cagliacon, perché ha anche un certo Ribéry che gira solo quando vuole lui. Infatti, via i pensionati. Io avrei fatto giocare qualche giovane in più, sinceramente, invece di far giocare i pensionati. Sono d'accordo con te. Io più che altro mi aspettavo anche qualche cambio un pochino più presto da parte di Prandelli, per cercare di cambiare qualcosa, anche dare un segnale, cioè voi che non mi state dando e comunque ne state prendendo uno dietro l'altro, vediamo se qualcun altro c'ha più voglia, c'ha più verve. Comunque Prandelli secondo me era totalmente in pappa anche oggi, dopo 4 gol nel primo tempo anche lui andava proprio in palla il cervello, sinceramente, devo dire la verità. Questo è un tema. Giuseppe Argento ci dice Castrovilli schierato totalmente fuori ruolo secondo me. No, completamente, perché Castrovilli al Bari, alla Cremonese ha fatto quasi sempre, la Cremonese ha giocato sia da mezzala che come trequartista. Al Bari lui era una mezzala. Ne parlavo con il nostro amico Frank Bianconero, che lui ha giocato al Bari nelle giovanili, ha giocato anche al Bari credo in serie minori. Mi diceva, Frank è stato calciatore prima di YouTuber con noi ora, e mi diceva lui Castrovilli lo conosce bene, dice una mezzala pura. Poi che possa fare bene anche il trequartista, sì. Il problema è che oggi non faceva nella mezzala nel trequartista, era un mediano nel centrocampo a 2 con Abate, quindi sì, effettivamente non era proprio il suo ruolo. Secondo me non ha neanche giocato malissimo perché non fosse il suo ruolo, però sì, lui ha una mezzala o al limite un trequartista al posto di far giocare Ribéry e Caglion che non girano tanto, è vero. Ci sta, era un interno di centrocampo. E ti danno però una bella notizia, il Sassuolo ha segnato. Sì, bella notizia, però se io da fiorentino, noi siamo la Fiorentina, se io devo guardare sempre quelli che vanno male dietro di noi, io mi sono rotto un po' le scatole, per non dire peggio. Anzi, chiedo scusa se a volte dico le parolacce, ragazzi, ma non sono proprio diciamo contentissimo oggi. Sei autorizzatissimo, anzi io ti ringrazio per essere intervenuto comunque, perché dopo 6 gol è difficile, uno vuole stare. Ma io stasera vado anche live sul mio canale, ci voglio mettere la faccia. Ho invitato anche te, sei sempre invitato, sai, ma ho invitato anche Peppone Cuore Azzurro stasera, perché mi piace avere un confronto con i tifosi avversari. A me non piace nascondermi dietro il risultato brutto, soprattutto bisogna metterci la faccia quando si vince, ma soprattutto quando si perde, come fai te che vai sempre in live dopo il Napoli anche quando perde. Assolutamente sì, lo dobbiamo a quelli che ci seguono con tutta questa passione e devono sapere cosa ne pensiamo. E complimenti a Gabe che ci mette la faccia anche in un momento così amaro. Grazie mille. La parata di Ospina su Ribéry è stata importantissima.
Secondo te, Gabe, chi è il migliore in campo? Per me Insigne ha fatto un assist a Lozano bellissimo, ha fatto la partita da capitano, speriamo continui così. Gabe, secondo te? Allora, Insigne benissimo quasi tutto il Napoli. Posso dire che per me Dem è il migliore in campo, che fa un gioco sporco, che si vede poco, recupera tanti palloni, oggi ha fatto anche gol, ma ragazzi, per me Dem è stato il migliore in campo oggi, veramente bene, veramente bene. Io non so come si possa dire che Dem è sul mercato quando è il miglior centrocampista che avete, cioè qua ragazzi tutti mi dicono ma Fabian è giocatore top, tanti lo sento l'altra sera in live da me, Fabian giocato, per carità, coi piedi Fabian fortissimo, ma come ci mette la grinta e il lavoro che fa Dem non lo fa nessuno, secondo me. Siamo assolutamente d'accordo, tra l'altro ha costato alla Fiorentina, che con tutto il rispetto, ma che motivo avrebbe Dem lasciare il Napoli in Europa eccetera eccetera, andare alla Fiorentina che si deve salvare? Capisco che ha lasciato il Lipsia che stava vincendo il campionato per venire al Napoli, ma si chiama Diego non a caso perché i suoi genitori sono tutti del Napoli. Insomma, Giampaolo esonerato, questa è una notizia. Occhio a Prandelli, perché io non vorrei ci fosse, o che si dimettesse lui, che ci fosse un ritorno di Iachini per salvare la Fiorentina, perché è vero che con Prandelli si gioca un pochino meglio a livello di tattica, però come risultati Iachini stava facendo un po' meglio perché è tutta difesa, è dato per salvarsi, ecco, diciamo. Gabe, ma a Firenze non rimpiangete Paulo Sousa perché lo avete mandato via? Aveva fatto benissimo andare via. È voluto andare via perché non si trovava più, era nel momento in cui la precedente società, che io come tutti sanno ho stimato, la gente mi chiama Leccavalle, Ciucciavalle, Vedovalle, in realtà era giusto andassero via perché avevano tirato i ramo in barca e lui voleva più investimenti, però sì, grande allenatore, io rimpiango più che altro la Fiorentina, quella del primo Montella, che è vero ora Montella fa ridere, però quella Fiorentina, ragazzi, 3/4 posti consecutivi, uno tra l'altro l'ultimo a discapito del Napoli, l'ultimo anno di Benitez, quando arrivaste quinti e noi arrivammo quarti, eravate davanti a noi e le ultime partite vi superammo, perché io credo che lì con Benitez fosse proprio finita la storia d'amore, ecco, diciamo. Se mai fosse incominciata, che mi dici lì, di che ricordi hai di Benitez? Bah, Benitez ci ha dato un aspetto internazionale nuovo, Certo. un mercato di un certo anche livello, insieme c'era Bigon, però poi anche lì delle cose non sono funzionate, non so se ha mollato la presa, a un certo punto abbiamo avuto la sensazione che avesse smesso di allenare la squadra, che già aveva la testa, perché poi andò a Real Madrid, quindi un pochino quella cosa al Napoli più di tanto non posso fare perché la società ha i suoi limiti. È un po' come Paulo Sousa disse per la Fiorentina, capito? Quindi ci sta. Desde Mexico, saludos para il Chucky, Panfilo. Vorrei ricordare che il nostro hashtag che usiamo con Catto, il tu non mi hai chiesto scusi, era Benitez, che lo diceva Massimo Mauro. Io ti rispondo Massimo, ma tu non mi hai chiesto scusi. Assolutamente sì, ragazzi, siete tantissimi, l'arrivo di Gabe vi ha anche ringalluzzito un attimo. Gennaro Patrone e il Chucky Incarla, la leggenda Speedy Gonzales, andale, arriva. È grandioso. E per gli amici siéntame, io che Spanglish, por los amigos mexicanos, teniamo Fabio a parlare con voi, è meglio di me perché io sennò dico tutte stronzate. Sarri alla Viola? Magari. Non ci credo, perché io ho paura che come umorale commisso possa mantenere tutto così, perché si fida di queste persone anche se hanno sbagliato molto nel mercato e tutto. Ho paura che possa non cambiare niente, anche se ci spererei veramente. Sarri alla Viola sarebbe un sogno, sinceramente. Sì, secondo me starebbe anche bene proprio con l'ambiente, perché lui comunque popolo. Sì. Saludos des Mexico, crack Chucky Lozano, Riccardo, Gattuso e Prandelli dicono che la partita è finita sulla giocata di Insigne. Ciao Andrea. È una lettura. Por los amigos mexicanos, qualquier cosa a chi estoy aquí per qualsiasi cosa, gli amici messicani. Saludos a los amigos mexicanos.
lo hablo un poquito de español porque mi exnovia es español. La qualità straordinaria. No, spagnolo. Allora, vediamo un pochino. Mucho gusto. Io direi che anche Bakayoko oggi nel pezzo insieme a Demme, solo che il problema è che come tutte le altre partite arrivano troppo facilmente davanti alla difesa. E Alessio, sì, dobbiamo sempre vedere questo fatto un pochino della fase difensiva. Oggi meno di quello che abbiamo subito contro l'Udinese e anche contro l'Empoli, dobbiamo dire. Però si può fare anche così. Serena ti dice un pronostico del nostro amico fiorentino per Napoli e Coppa, e io non te lo faccio dire, quindi censuro. Spero te sai cosa spero, Vale, non lo voglio dire perché non voglio però spero in una bella partita che non sia influenzata dall'arbitraggio. Esatto, una bellissima partita. Perfetto. Sarri io lo prenderei domani mattina. Wells 6-0 immeritato, ma grande prestazione del Napoli. Meritatissimo, ascolta, 6 gol tutti belli, tutti meritati, ma c'era tutto il 6-0, vai tranquilla, non mi nascondo, purtroppo è così, ecco, il risultato è grosso, ma non abbiamo fatto nulla per evitarlo noi, sinceramente. Francesco ti dice: posso dire un'eresia, Sarri a stagione in corso può anche affondarvi, lui sa giocare solo in un modo splendido sicuramente, ma devi impararlo e non so se hai le condizioni, tempo e testa. Infatti non credo Sarri debba venire a stagione in corso, bisogna dargli un progetto che possa d'accordo, devi dare anche l'altro che lui abbia anche da dire sul mercato. Lui vuole fare un po' il manager all'inglese, secondo me. Lui diceva di no al Napoli, diceva io alleno quelli che mi danno, però se non gli dai dei giocatori specifici il gioco di Sarri non lo puoi fare. Anche lui è un po' un paraculo a volte, in maniera bonacciona, però un po' un paraculo anche lui, sinceramente. Ma senza dubbio, ma non scherziamo proprio. Ma ci faccio Sarri, dove sta? Metti gli occhiali di Sarri qua. Allora, fammi un'imitazione di Sarri, dai. Non lo so fare, io mo mi stavo studiando Pizzul, però non. Però facciamo nati per vincere, perché ci vogliono i coglioni. Paolino Dybala. Hai rotto i coglioni? No, non lo so fare. Non mi fate fare imitazioni che non sono di cui non sono. Sottotono Amrabat. Da quando è a Firenze non ho mai fatto una partita come quando era a Verona. No, contro la Juve ha fatto una grande partita, secondo me quasi come Verona, e anche, devo dire la verità, contro il Cagliari e contro l'Inter ha giocato molto bene, a prescindere che poi abbiamo perso con l'Inter sia appunto in campionato che in Coppa Italia, ma contro l'Inter ha giocato bene. Ho paura che il ragazzo si esalti con le grandi, non che il Napoli non sia una grande, però oggi siamo andati veramente spregiudicati, ma il ragazzo si esalta molto con le grandi, sinceramente. Oggi però non si è esaltato, purtroppo, oggi è rimasto sottotono come tutti. Personalmente la Fiorentina non la capisco da molto tempo, la squadra che potrebbe puntare all'Europa. Amrabat, Pulgar, Milenkovic, Dragowski, Vlahovic, tutti ottimi giocatori. Pulgar ragazzi ci credevo anch'io, ma no, poi la squadra non c'entra gli ottimi singoli, è veramente accozzata mai, non si sa per quale modulo, quindi no, ne esageriamo. La squadra d'Europa, questa è una squadra al massimo 10° posto. Con un po' di fortuna però si potrebbe, perché lasciamo perdere, Vale, perché parlare di Europa oggi veramente no, assolutamente. Fra botta su Lozano, ci dice Serena, ragazzi non sottovalutiamo, vi prego che se no mi esplode il canale se poi facciamo una frutta. Se fra botta fa il Teo Hernandez e Lozano magari non sta in partita, direi occhio, perché in realtà Frabotta non è un giocatore così malvagio per l'età che ha e per come è stato messo così all'improvviso in campo da cosa. Certo, il Ciuchi è un'altra cosa assolutamente, però sì, mai sfottere, perché come si dice, i romanisti dicevano il pirata Popov, la laziale, poi hanno preso un 3-0, capito? Che Murici non ha segnato, assolutamente, però insomma io, come ha fatto Rizzitelli, prima di sfottere
ci penserei due volte, sinceramente. Assolutamente, è stato Rizzitelli, quindi dobbiamo sperare che nessuno faccia il Rizzitelli napoletano, che nessun, capito, Bruscolotti per esempio, che dice andiamo, ma non lo faranno perché noi siamo molto più scaramantici, assolutamente. Allora, facciamo lo scambio Castrovillari da noi e a voi Lobotka. No, ecco, no, assolutamente. Bobotta simpatico, ma potete tenerlo voi, ecco, diciamo. No, il Toro so che ci pensava allo Botta. Sì, vediamo un pochino se è un prestito con diritto o qualcosa del genere. Mi sono riconnesso, Vale, avevo staccato un attimo, come ho anche scritto nel video reazione, a me piace un sacco questo Napoli, anche quando non ha vinto, in una vittoria ci sono sempre più fattori. Anche Sant'On all'Inter indovinò la partita contro Cristiano Ronaldo a Manchester United, vedi come sono... Esatto. Come sono forti? Comunque oggi non c'è stata mai partita, Napoli nettamente superiore alla Fiorentina, umiliata, dice Vincenzo. Purtroppo sì. Mi avete rotto il cazzo con queste serie satine, portano sfiga, perché se poi andiamo là tutti convinti, siamo 6-0 eccetera eccetera, davanti alla porta ci squagliamo e siamo fragili mentalmente, e fra botta babotta. L'ultima bella Fiorentina che ricordo è quella di Pioli, che se la giocò con l'Atalanta per l'Europa, anche se in quel caso la scomparsa di Astori fu determinante nel dare grinta alla squadra. Perché lì non era una Fiorentina bellissima, una Fiorentina abbastanza ridotta. L'ultima bella Fiorentina che ricordo, bella, è quella di Paolo Sosa, purtroppo. Quindi troppi anni fa. Grava a Milano, fermò Ronaldinho. Ma infatti, ragazzi, ci sono tantissimi esempi di giocatori. Se vincesse sempre il più forte, allora tu fai il mercato e una volta finito il mercato non giochi nemmeno, ok, scudetto alla Juve, secondo posto all'Inter, poi guarda. Invece no, per fortuna il calcio è bello proprio per questo, che vai in campo e vedi che magari un giocatore meno considerato come questo qua rispetto a un giocatore più pagato e più sotto la luce dei riflettori come quello là, questo ti fa la differenza e quell'altro no. Grava ti fece la differenza contro Ronaldinho, quindi non sottovalutiamo Frabotta, Bobotta e nessuno. Lozano sta in forma, Frabotta se lo deve marcare, Frabotta farà la sua partita. Calma, se no mi esplode il canale. Angela ti chiede cosa è mancato alla Fiorentina quest'oggi. Tutto, non voglio andare nel dettaglio perché potrei diventare maleducato, quindi dico tutto è mancato. Fabio, sì, mi ricorda, io li vedo, il fatto è che li leggo male. Excelente partito, todo el equipo muy bien. L'ho detta bene, Gabe? Sì, molto. Tanto tutti veramente entusiasta questi ragazzi messicani, fa piacere anche per avere dei tifosi appunto stranieri che non sono faglielo un saluto in spagnolo. Che gli devo dire? Digli che siamo contenti che sono qui in live con noi. Valerio está muy feliz que los amigos mexicanos sono aquí nella live. Anch'io non è che lo parlo un po' maccheronico perché ora è tanto, però meglio di me, comunque meglio di me. Ci chiappavo, ecco. Secondo me punizione eccessiva per la Viola, ha subito dei gol in rapida successione che avrebbero tagliato le gambe a chiunque, ma prima era in partita e come se lo era. Ma se mio nonno c'aveva le ruote era una carriola, si dice in toscano, se c'aveva due palle, se aveva tre palle era un flipper, quindi insomma ci sta. Noi come diciamo noi, gli amici bellini ve lo diranno, sì, con le palle pure così, ma o tram, vabbè, non mi ricordo. Emi Scouting. Buon proseguimento ragazzi, devo guardare una partita senza liste. Wow, non conosco i nomi dei giocatori, quindi mi servono entrambe le orecchie per captare i nomi dei telecronisti. Ecco, nello specifico le difficoltà, per esempio non immaginerei mai, immagina guardare Gabe una partita di giocatori sconosciuti. Noi guardiamo i nostri, li riconosciamo a distanza. Quello è Amrabat, quello è Lozza, si vede da come corrono. Tu devi guardare giocatori che non conosci, non sai manco i nomi. Mamma mia. Sì, mamma mia. Veramente incredibile. Ciao Emi e grazie ancora.
Allora, y cuando, vedi, Roberto Norelli, y cuando lo ganamos os invitamos a Nápoles por una pizza espectacular. Esattamente. Straordinario. L'internazionalità. Noi invece quando questo Covid finisce ci troviamo tutti a Via della al nuovo Via della Pace di Eagle per una bella carbonara, visto siamo tutti Assolutamente sì. tra virgolette vicini in Nord America, ecco. Assolutamente sì. Chiedete al mio collega che lavora sulla Cina. Mamma mia. E come cazzo vabbè. Resto avvilito. All'amico Viola, ma perché Prandelli si ostina a mettere Callecon in una posizione troppo centrale? Perde tutte le sue qualità. La domanda è perché Prandelli si ostina a mettere Callejon, e anche lì la chiudo. Ciao Maria, muchas gracias Roberto. Vale comunque come la vedi mercoledì? La vedo su DAZN, amico mio. In televisione, La vedo su DAZN, non posso dirti altro Enrico perché è un derby, è a tutti gli effetti un derby, non si capisce niente, è una partita secca, si potrebbe andare ai rigori, ricordiamo Rafael Calab, no, non si può vedere la partita. Per il momento il cinese non lo so, vabbè, poi ci organizziamo, abbiamo anche il prossimo moderatore cinese è nella lista e anche il giapponese. Siamo pronti. Il coreano no, che facciamo appunto? Che facciamo? Escludiamo anche coreano a questo punto? No, assolutamente, è solo che devo trovare qualcuno in grado. Il giapponese e il cinese li ho contattati, il coreano non ancora. Napoli straordinario, ho Insigne, De Paul e Luis Alberto al Fantacalcio. Hai vinto. Mi sa che hai vinto. Un abbraccio da Lecce, un abbraccio Davide. Allora, vediamo un pochino. Alfonso Pastore dice Gabe, non so se c'era una domanda vicino. Prandelli dice che è troppo professionale per toglierlo. Questa è la classica storia di Callecon, che comunque si impegna, porta sempre le direttive a casa e gli allenatori si innamorano di lui. Basta fare il compitino, non basta più, ragazzi, il compitino non basta più, purtroppo. Esatto, adesso bisogna dare qualcosa in più. Ma è vera sta notizia Inter in vendita? Bisognerebbe chiedere agli interisti, che dici? Assolutamente, io ogni tanto escono queste notizie, specialmente quando l'Inter stecca qualche partita, perché sai, l'ambiente fa più notizia, è complicato. Cambiando argomento un attimo, come la vedi stasera te? Più una Juve vincente o più un Inter vincente? Allora, anche quella è una partita difficile da pronosticare, perché entrambe hanno dimostrato molta difficoltà in Coppa Italia. L'Inter me la puoi raccontare tu, che comunque l'ha sbloccata alla fine, no? Verso proprio... al 119esimo. Esatto, e la Juventus con un gol di Rafia, un giovane alla fine. Anche non avesse azzeccato un passaggio fino a quel momento Rafia e poi abbia trovato il gol vincente, appunto. Quindi una cosa incredibile. Però quello che io mi sono auspicato prima di tutto, che si stanchino da morire entrambe, cioè che si arrivi sullo 0-0, sull'1-1 fino alla fine, e un pareggio visto in prospettiva Supercoppa. Io ho detto, perché se la Juve perde non ne perde 2 consecutive e quindi si vendicano contro di noi. Altrettanto dico, se vince magari si ringalluzziscono, vanno in filotto, perché la Juve è capace di fare filotto, quindi vorrei il pareggio. Riccardo De Haste si dice? De Haste tu like al diretto hermano? De Haste, non lo so. Preferisco tifare l'Empoli, almeno giocano fino alla fine. Spero tanto che ritorni in Serie A, una squadra che merita meglio del Cagliari, Fiorentina e del Torino. No, non ce la fa, l'Empoli è peggio della Juve per me. Lionerd, no, proprio ho letto un altro cazzo proprio, Lonely Nerd. Buonasera amici bellini, chiedo al caro Valero, preferisci Ospina o Meretti in porta? Questa domanda ce la porteremo fino alla fine, ragazzi, finché Ospina non si ritira. E ti dico, anche oggi Ospina è stato decisivo, mi dà più sicurezza. Meretti è il futuro, però ad oggi io, se devo scegliere, metto Ospina in porta. Ospina coi piedi, ragazzi, tanta roba, Esatto, anche perché quando non riesci a fare la costruzione da dietro, perché la Fiorentina il pressing lo faceva, Ospina ha dovuto lanciare lungo, e lo puoi fare quando hai Petagna.
perché qualche seconda palla, se la difesa la ribatte male, tu là sei pronto con Demme che subito la tattica, che meraviglia la tattica. Io non dico vince nessuno, tutte e due i forti, esatto, scrivo un bel pareggio e non... Secondo voi chi lotterà per il quarto posto? Edo Conciatori, vai Gabe. Ma è dura dirlo in questo momento, poi non vorrei gufarla per gli amici bellini, sinceramente, però posso dire una cosa, visto che il Napoli è così forte, ha fatto la partita eccezionale contro di noi, vorrei vedere questo scudetto a tinta unita invece che a strisce, sinceramente. Se intendi cosa dico. Visto avete fatto la partita, magari questa è la partita della svolta, preferirei vedere uno scudetto a tinta unita, magari azzurra, che a strisce o bianco-nere o nerazzurre o rosso-nere. E non posso che essere d'accordo con te. A Valerio Vitale dico, l'interprete giapponese, tu hai molto intuito, amico mio. Il Napoli Style, che è praticamente Di Coprio, il tifoso del Napoli giapponese che si sveglia. Noi ci siamo svegliati alle 5 del mattino, lui si deve svegliare alle 3, alle 4 per guardare le partite del Napoli. Ho in programma un'intervista con lui e dopodiché, se riusciamo a organizzarci con gli orari, ovviamente ce lo porteremo anche live, quindi state tuned perché giapponese qua impazzisco completamente. Non lo volevo dire, ma l'ho detto. Gabe, allora aspetta, c'è una domanda per Peperena, ma ho letto prima. Gabe, di che acquisti si parlano in casa fiorentina? Comunque un saluto e buonasera. Bella domanda, non lo so nemmeno io sinceramente. Si parlava di Conti, ma è stato messo da parte perché si pensava che ci potesse essere un interessamento per Odriozola del Real Madrid. Mi sembra strano che un giocatore che sta a Real, anche se fa panchina, che l'anno scorso tra l'altro ha giocato col Bayern, ha vinto tutto col Bayern, anche se anche lì ha fatto panchina, possa decidere di venire da noi a lottare per la salvezza. Serve per sostituire Lirola, che tra l'altro grande errore cedere Lirola, perché adesso sulla fascia destra hai Caceres, che però non è il suo ruolo, e hai Venuti, che per carità bravo ragazzo, si impegna tanto, ma un'ottima riserva, non di più. E infatti a me quello sembrava anche la cessione di Cutrone, io non lo so. Cutrone tra l'altro è il più d'esperienza, il più smaliziato davanti alla porta, non gli abbiamo mai dato un'occasione nemmeno di partita titolare. A me questa cosa, gestione veramente pessima di Patrick, che a me tra l'altro non dispiace nemmeno, non è un fenomeno ma non dispiaceva. Lasciamo perdere, perché ripeto, se no rischio di diventare maleducato. Dai, ci sta a essere un po' avviliti stasera. Serena mi chiede: Ospina vale Peperena anche nello spogliatoio? Secondo me ha un grosso peso nello spogliatoio, magari più silenzioso, ma sicuramente il patron è molto rispettato nello spogliatoio, assolutamente. Ma Romo c'ha imparato pure il giapponese? No, non ti preoccupare, faremo imparare a lui l'italiano, amico mio, non ti preoccupare in questo caso, tra inglese e italiano. E anno prossimo vengo a Napoli. Attenzione, Antonio Conte si sta proponendo. Anche no. Nessuno ti ha chiamato, Antonio. Cioè, Conte sta bene dove sta, sicuramente 12 milioni. Poi tocca giocare col 3-5-2, ragazzi. Baldi là, secondo te De Laurentiis va a pigliare 12 milioni netti? Antonio Conte, che è un complotto? Non penso proprio. Ma tu fai bene a stare con noi tra gli amici bellini, ma come allenatore forse no. Biraghi mi piace, Castrovilli oggi troppo nervoso. Alberto Lorusso da Toronto, Canada. Nervoso? Sì, Biraghi mi piace, oggi è stato nervoso effettivamente, sì. Nervoso, sì. Non so. Vai. Ma anche Osimhen è risultato negativo a tampone, non l'ha fatto con la squadra. No, penso non l'abbia fatto. Quelli erano dei tamponi di emergenza, diciamo, all'ultimo per evitare la situazione Fabian. Cosa ne pensi di Firpo? Si parla di un possibile prestito secco. Se è prestito secco, ben venga. Però mi dicevano deve uscire Malqui e deve uscire probabilmente anche un altro tra Gulam, insomma. È un po' complicata perché siamo comunque 4 ed è difficile ritornare di nuovo a essere in 5. Comunque il prestito per me è benvenuto.
Gabe, ora avete una settimana prima della prossima. Se non cambi Prandelli ora, non lo cambi più? No, ma cambiare Prandelli per chi? Per far tornare uno tra Montella e Iachini? Ma chi andrà avanti così e ci salviamo e poi facciamo il cambio anno prossimo, sinceramente. Odriozola è un talento, a Napoli lo prenderei subito. Comunque ricordo che a Firenze c'erano Muri e le Ilicic che a Bergamo stanno distruggendo chiunque. Perché furono venduti? Bisognerebbe chiederlo a Corvino e Pradè perché furono venduti. Muriel non è nemmeno nostro, ma con l'arrivo della nuova società non è stato riscattato perché a quanto pare il termine di riscatto non sono stati, diciamo il termine temporale di riscatto era già scaduto quando la nuova società è entrata, sinceramente. Dicono, poi non lo so. Sono curioso di sapere perché Napoli Style tifa Napoli, Chris, ed ecco perché io farò l'intervista, assolutamente. Il Napoli ha vinto godo come un riccio, ma dipende tutto dall'importantissimo derby d'Italia. Simone, non dipende niente dal derby d'Italia, noi dobbiamo fare il nostro percorso e poi loro si scannassero tra di loro devono pensare allo scudetto, noi dobbiamo pensare al quarto posto o, se proprio ci va tutto bene, al terzo, ma non ci interessa che si stancassero tra di loro. Come lo vedete sto Cioffi e c'è Omo? Ecco l'uomo, nel senso che è stato un buon esordio facile, perché sul 5-0 è l'esordio ideale, però l'ho visto bello che ha fatto qualche scambio di prima, qualche spunto interessante, a un certo punto è arrivato al limite dell'area, poteva anche tirare, ha preferito passarla a Politano. Il ragazzo c'è, il ragazzo mi dà sensazioni positive. Oddio, gli 11 titolari, oddio. Gabe, Io poi, ragazzi, vi devo lasciare perché qua sono come da te sono le 11, io ancora non ho fatto niente oggi, devo mettere a posto, devo fare. Io, ragazzi, dopo la partita mi sono svegliato alle 6:30 ed ero ancora mezzo dormiente tutto il primo tempo. Il secondo tempo sono riuscito a seguirlo bene, però poi mi sono rimesso a letto perché non è che avessi tante. Chi ha visto il mio video post partita l'ha visto, l'ho fatto dal letto al buio, quindi dicendo che tornavo a letto, uno dei video più comici di tutti. Me lo andrò a mettermi un attimo in moto e fare qualcosa, ecco, perché sennò poi dopo per come giustificazione usare la Fiorentina per dire che non voglio fare nulla un po'. No, ci sta. Io ti ringrazio tantissimo per essere passato per l'invito, è sempre un onore. Tra l'altro ti ringrazio ancora per il video prepartita che abbiamo fatto insieme, è stato veramente bello. Tra l'altro sono riuscito anche a montarlo decentemente, quindi fa anche piacere, sinceramente. Assolutamente sì. E vedo che mi chiedevano per chi tifo mercoledì, mi chiedeva Pablox. Ma secondo te per chi tifo mercoledì, Pablox? Secondo te posso farlo? Io ti guarda, tifo Juve e dico che la Juve vince 7-0. Ok. Ci vorrei mettere un gufo sulla spalla, capito? Chissà a cosa mi riferisco. Ovviamente non tifo Juve, era per fare una controgufata, ecco. Comunque, ragazzi, è stato un piacere, grazie mille. Un saluto agli amici bellini e iscrivetevi al canale di Gabe, si chiama il Viola Canadese, andatelo a cercare, iscrivetevi perché è quasi vicino al numero tondo dei 1000 e con 1000 si è fatta l'Italia, non voglio dire struzzate, ma lui li merita perché è un grande e voglio che cresca sempre di più. Grazie ancora. Viva Gigione e Gio Donatello, che te l'ho messo anche ieri nella story del video che abbiamo fatto, perché lo sai che ci tengo, a quello ne abbiamo già parlato. Italia. Ti bacio forte. Grazie anche a te, un abbraccione, grazie mille, ciao a tutti gli amici bellini, ciao. Allora, ragazzi miei, ci siamo, abbiamo fatto un'ottima live, io vi voglio un sacco di bene, abbiamo avuto anche l'ottimo Gabe che, vedi, ma non dare il numero tu, ma si shame, Madonna mia, Albe, t'ha già imparato e t'ha già perso, non sarà un numero proprio su YouTube, mannaggia miseria, bloccatelo, cancellategli quel numero, vabbè. Ci voleva il gufo, infatti devo prepararmi il gufetto sulla live insieme al cornetto, alle corna, devo prepararmi le pesche, tutte le cose buone, la lente di ingrandimento, devo preparare anche il gufetto perché il gufetto sta bene. Comunque pubblicità. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926.
Trovate tutti i link in descrizione. Io non ci riesco a fare ste cose. Trovate tutti i link in descrizione del mio store. Uno si chiama fluido.net, lo store internazionale dove trovate magliette, tazze, bicchieri e tutte queste cose qua. E poi c'è lo store anche italiano che si chiama valeriofluido.oplix.com, dove trovate altre cose. Troverete già, in anteprima ve lo dico, voi 150 che siete live con me, gli altri non lo sanno, quindi acqua in bocca, già esiste la maglietta Fragili Mentalmente, perché non potevamo aspettare, prima ancora della canzone, fragili mentalmente, siamo fragili mentalmente. Mentre saluto Jesus Romero, Napoli para el mundo, è affezionato ma spara in Napoli. Saludos desde Hollywood a Hollywood. My friend, I can talk to you in English at this point because in Hollywood, I'm sure you speak Spanish and English. So thank you very much for being here. Gracias. Para il mondo y aficionados, más para il Napoli. Cioè ci stanno più affezionati del Napoli nel mondo che a Napoli. You'd be surprised. We are everywhere. You're not surprised. You know that. You totally know that. Hai visto cosa stanno dicendo? Che Napoli ha avvantaggiato la LASL perché doveva bloccare. Giuseppe, mi sono stufato di parlare di queste cose. Abbiamo parlato con i giudici, abbiamo parlato con gente che fa questo di mestiere, con medici, con giudici, eccetera, eccetera. I gradi di giudizio sono stati fatti. Basta, possiamo parlare di calcio, parleremo di calcio e ufficiale canzone Caffè Napoli, siamo fragili mentalmente. Ragazzi miei, devo andare a fare la pipì. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti i miei mod straordinari che fanno un lavoro che non esiste proprio nel mondo, e tutti voi. Spero di aver letto più nomi possibili. Se non ho letto qualcuno, non disperate, lasciate un commento nel video che troverete domani mattina di approfondimento tattico, dove farò la lavagnetta, dove parlerò di quello che è andato e anche di quello che non è andato, perché ci sono cose che non sono andate in un 6-0, ci sono anche cose così. E quindi lasciatemi commenti, perché finché stiamo arrivando a 5.000, ma finché ci riesco rispondo a tutti, perché vi voglio bene, perché mi date degli spunti, vi voglio tantissimo bene. Angela Torre, 2 ore di live, 2 ore e 20, ci siamo. E non c'è male, e vi bacio fortissimo da New York. Valerio Fluido è tutto, era proprio la fine.